buongiorno, sempre in diretta rigorosamente, nuova edizione di prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, staremo insieme fino alle 14:30, ci sono tante notizie, questa mattina si sono celebrati i funerali di Lidia, siamo nel Vicentino, la donna uccisa brutalmente dall'ex marito che poi è scappato, ha tolto la vita a se stesso e sparato anche all'attuale compagna, una storia che ovviamente vi abbiamo raccontato e vi faremo vedere anche le immagini di questo funerale. Poi parleremo di politica, Fratelli Coltelli nel centrodestra con Lega e Fratelli d'Italia in qualche modo alla resa dei conti, e uno dei grandi temi è anche quello dell'autonomia con l'incontro previsto per mercoledì prossimo convocato dal ministro Gelmini. Ma ora ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori, andiamo a Chioggia, quindi le immagini di un mare splendente, e alle spalle della nostra Ilaria c'è anche una nave da crociera. Ilaria, buongiorno. C'è da morire oggi, Dio mio. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori qui da Chioggia. Come vedete, allora innanzitutto sono qui insieme al sindaco Mauro Armelao e come vedete alle nostre spalle, eccola qui, c'è la nave Viking che è pronta ad attraccare in porto, è la prima nave da crociera che arriva qui a Chioggia dal 2016, quindi da 6 anni. Allora, sindaco, è stato voluto, ci si è battuti anche da tempo. Lei è una delle prime cose su cui ha lavorato da quando è diventato sindaco ormai un anno fa. Grande soddisfazione qui a Chioggia. È una grande soddisfazione per la nostra città. Noi già dal primo giorno del mio insediamento abbiamo detto siamo a favore delle crociere. Noi non siamo per quelli del no a prescindere, senza poter valutare tutte le opportunità. Quella delle crociere era un'opportunità che si era fermata dal lontano 2016 grazie alle lungimiranze di 2 persone che poi ovviamente ringrazierò pubblicamente, ma è un'opportunità per turismo nuovo che arriva nella nostra splendida città, è un'opportunità anche di lavoro e di sviluppo comunque del territorio della città di Chioggia. Quindi una soddisfazione immensa. Siamo andati ad accogliere proprio in mare aperto la Viking Sky. Ecco, è un lavoro che arriva anche grazie a una collaborazione, a una sinergia fondamentale, si può dire, con l'autorità portuale, il presidente Fulvio Lino Di Blasio. Sì, infatti è una sinergia fondamentale se si vogliono raggiungere questi importanti obiettivi. Chiaramente amministrazione comunale in sindaco in prima persona, chiaramente un buonissimo rapporto che si è instaurato in questi mesi di primo mandato con il presidente Di Blasio, che sta portando i suoi frutti. È un ottimo rapporto anche con la Capitaneria di Porto, perché non dimentichiamoci che poi è la Capitaneria di Porto che si prende anche le responsabilità delle autorizzazioni per far entrare chiaramente le crociere nel nostro porto. Quindi un gioco di squadra che sta portando veramente Chioggia a segnare il gol, un gol importante per la città, per lo sviluppo della città, per il turismo, per il lavoro e proprio per far tornare Chioggia ad essere protagonista. Ecco, a questo proposito, lei pensa di poter dire che questa può essere la prima di una lunga serie di arrivi di navi da crociera qui a Chioggia? Proprio ieri, simpaticamente, ho definito il porto di Chioggia come l'aeroporto di Treviso, che è l'hub, no, della Ryanair. Adesso non volevo fare pubblicità a una compagnia, però dai, insomma, bene o male qualcuno ha preso già l'aereo a Treviso. Quindi vorrei che Chioggia diventasse l'hub della Viking. Quindi Chioggia un porto sicuro che non dice no alle crociere, ma che vuole collaborare con la Viking e, perché no, Chioggia è un punto di partenza e di arrivo per tutte le toccate della Viking nell'Adriatico, nel nord dell'Adriatico. Quindi noi siamo pronti ad accoglierli, poi avrò un incontro anche con il vicepresidente, lo sto aspettando, ha chiesto di parlarmi, di incontrarmi, quindi io sono molto favorevole a questo incontro e lo dirò da subito. Vieni tranquillo perché Chioggia è pronta ad accoglierti, ad accogliere i passeggeri, ad accogliere lo staff che c'è a bordo, perché l'equipaggio conta quasi 500 persone, che è comunque una crociera di lusso, e quindi noi non aspettavamo altro. Questo è un progetto davvero ambizioso anche alla luce invece di quanto accaduto a Venezia con il blocco delle navi, insomma del passaggio in bacino San Marco, con l'inaugurazione, poi l'abbiamo visto, della banchina Liguria però come attracco temporaneo. Invece mentre a Venezia si blocca un po' tutto, a Chioggia sembra avanzare. No, a Chioggia stiamo lavorando per avanzare, ma non per far concorrenza a Venezia, perché poi qualche passeggero sicuramente andrà in visita a Venezia, a Padova e nel nostro Veneto, però puntiamo molto già in questi primi 3 giorni a far trattenere i passeggeri a Chioggia,
perché abbiamo una bellissima manifestazione che è la Marcigliana, durerà proprio 3 giorni, quindi i passeggeri potranno diciamo assaporare i nostri splendidi piatti dei nostri ristoratori, dei nostri bacari in Rivavena ripeto, e vedere anche la manifestazione della Marcigliana, che è una rievocazione storica. Quindi rimarranno sicuramente piacevolmente colpiti dalla nostra città e anche dall'accoglienza, perché siamo pronti ad accogliere veramente la Viking, i passeggeri, lo staff. C'è voglia di ritornare a vivere, ecco, è una bella stagione perché siamo tutti senza mascherina, finalmente possiamo vedere anche i sorrisi delle persone che arrivano nella nostra città e quindi Chioggia meritava attenzione, la sta ottenendo. E ringrazio veramente tutti e merita di tornare ad essere protagonista. Ecco, io ho lavorato per questo proprio già dal primo giorno, non avevo neanche ancora nominato gli assessori, ma stavo già pensando a una Chioggia diversa, a una Chioggia 2.0 degna del 2022. Ecco, permettetemi un attimo un ringraziamento al comandante Oscar Nalesso e al dirigente generale, direttore generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ingegner Massimo Sessa, perché già alla fine degli anni 2000, parlo di 2007-2008, avevano già visto con lungimiranza le potenzialità non solo della nostra città, ma proprio del nostro porto di Chioggia. È per questo che io politicamente ho detto che il polo ittico non deve sorgere ai Saloni, ma ai Saloni deve essere deputato solo ad accogliere le crociere per il turismo, chiaramente, e poi a sviluppare anche la nautica da diporto. Ecco, quindi è una concezione diversa della nostra politica, ma è finalizzata solo a potenziare veramente quelle cose inespresse che Chioggia non ha mai avuto l'opportunità di dimostrare. Ecco, ricordiamo che a bordo ci sono circa 800 passeggeri, che la nave doveva attraccare a mezzogiorno, ma per una questione di marea, perché ovviamente dobbiamo pensare anche a questo, c'è stato un ritardo di circa mezz'ora, giusto? Circa mezz'ora, quasi tre quarti d'ora, ecco. Però è giusto che la nave entri in sicurezza e la Capitaneria di Porto è molto fiscale in questo, non possiamo sbagliare poi, la prima dopo, ripeto, questi 6-7 anni, per noi comunque è la prima del mio mandato, quindi ci tengo in maniera particolare. Dopo 8 mesi a cogliere la prima crociera così, sicuramente per noi, perché oggi è un giorno di festa. Ecco, un giorno di festa, noi comunque a breve arriveremo, in questo momento ci troviamo all'interno dell'imbarcazione Divina che ci sta trasportando, abbiamo appena affiancato la nave anche per tutte le riprese ovviamente e le fotografie del caso. A breve la nave attraccherà e sarà un grande momento proprio anche di festa e un bel momento anche per i passeggeri che appunto quanto si fermeranno? Si fermeranno 2 giorni, 48 ore, però domani ci saranno persone che sbarcheranno e imbarcheranno nuovi passeggeri. Noi abbiamo ovviamente riservato una sorpresa per i passeggeri, anche il comandante della nave, perché ci saranno 20 figuranti della Marcigliana sotto sulla banchina ad attendere l'arrivo della nave. Una bella sorpresa, perché poi daremo un piccolo antipasto di quello che potranno ammirare durante la serata di oggi e di domani proprio nel centro storico di Chioggia. Ecco, quindi naturalmente arriveranno e troveranno già una grande festa, un bell'evento, una splendida Chioggia, tanto buon cibo, sicuramente anche tanto buon pesce, e quindi sarà già un arrivo, un inizio di vacanza decisamente bello, decisamente divertente anche. Esatto, e un ringraziamento sia dovuto anche ai nostri pescatori, che con 1000 difficoltà hanno deciso di ritornare anche in mare. I pescatori che devono essere ascoltati dall'istituzione, in particolar modo dal governo romano, perché le risposte devono arrivare, perché per la nostra città avere tranquillità nel settore della pesca vuol dire avere tranquillità anche nei nostri ristoranti, nei nostri baccheri, nei nostri stabilimenti balneari, nei nostri hotel. Quindi un ricordo e un grazie, un ringraziamento anche ai nostri pescatori. Ecco, diciamo che è fondamentale l'attività della pesca qui a Chioggia e ci sono state anche tante proteste, soprattutto nell'ultimo anno. Esatto, è un momento importante per loro, un momento molto difficile. Loro sanno che io sono al loro fianco e ho detto anche l'altro giorno che sono pronto a scendere a Roma da sindaco con la fascia tricolore, con lo stemma della città di Chioggia, perché Chioggia si regge anche sulla pesca. È un settore importantissimo per la nostra città che a caduta fa vivere anche tante altre attività commerciali e turistiche. Quindi non vanno dimenticati, vanno tutelati. Io sono qua per questo.
Grazie al sindaco Mauro Armelao, noi ci stiamo per avvicinare al porto, da lì attenderemo l'arrivo della nave, della Viking, che lo ricordiamo qui al porto di Chioggia dopo 6 anni, quindi dal 2016, e quindi tutte le riprese di questo arrivo e anche dello sbarco dei passeggeri le potremo vedere poi questa sera nel corso dei nostri telegiornali serali. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori con il sindaco di Chioggia Armelao. Allora, giusto per collegarci a quello che abbiamo appena sentito, vi leggo una notizia appena battuta dall'ANSA. Il ministro del turismo Massimo Garavaglia, con 2 rispettivi decreti, ha attivato l'atto di programmazione del Fondo Unico per il Turismo di parte corrente in conto capitale. Il documento è stato inviato alle regioni per il 2022, si spiega in una nota. Il fondo di parte corrente ammonta a 36.920.000 euro, l'80% dei fondi a disposizione per il 2022, prevede contributi economici per iniziative promosse da operatori pubblici a favore di interventi per eventi e manifestazioni sportive, culturali e religiose. Dunque 2 decreti danno il via libera al Fondo Unico per il Turismo. Restiamo a parlare di turismo perché diverse località balneari del Veneziano, quindi rimaniamo in tema, scommettono sul turismo e fanno quadrato. Guardate come. Eraclea vede per ora 600.000 turisti all'anno, generalmente come abitanti siamo sui 12.000. 10 località del litorale che d'estate moltiplicano a dismisura i propri abitanti e 10 progetti per un futuro verde, sostenibile, rispettoso dell'ambiente. La sfida è lanciata, si chiama Summit del Mare. Ogni sindaco lancia la sua proposta verde e i cittadini la giudicano. Un voto da 1 a 10 dal 28 giugno a fine settembre, poi le premiazioni ufficiali. Le 10 progettualità dei comuni verranno votate dalle comunità, quindi residenti e ospiti, attraverso un sondaggio sul sito della conferenza dei sindaci che promozioneremo nei prossimi giorni. La votazione si aprirà il giorno 29 di giugno, si chiuderà il 30 di settembre e avremo disponibili da 1 a 10, quindi ogni progetto potrà ricevere 1 o più voti, ovviamente votate. Venezia punta sugli autobus elettrici a carica rapida e alla ciclabile dal Lido a Pellestrina. Sottomarina farà una notte verde per unire la spiaggia alla città e alle nuove tecnologie. Rosolina, una gara podistica non competitiva di 4,5 km serale con tappe di educazione ambientale e informazioni sulla raccolta rifiuti. Tendiamo ad andare a valorizzare una pineta che abbiamo, che è il nostro grande patrimonio, un polmone verde importante, ma anche dal punto di vista sportivo, e una maggiore sensibilità sul tema dell'abbandono dei rifiuti. Infatti abbiamo fatto una scelta un po' coraggiosa di togliere tutti i cestini riqualificando i sentieri. La mattinata di sabato 9 luglio, dove tutti gli amministratori insieme ai volontari andranno a fare una pulizia dello scanno, ma da quel momento sino al termine della stagione estiva verrà consegnato un conetto ai bagnanti che sarà naturalmente biodegradabile e che avrà la funzione di raccogliere i piccoli rifiuti. Tutti progetti legati tra loro, finanziati dalle singole amministrazioni, ma con una campagna di informazione pagata dalla Regione. Poi c'è l'emergenza siccità. Allora andiamo sui Colli Euganei. Ieri ci sono stati tra Monselice e Lozzo a Testino diversi incendi, aree circoscritte ma che comunque hanno impiegato i vigili del fuoco, e tra poco ci collegheremo proprio con il presidente del Parco regionale Colli Euganei per parlare di questo. 6 passaggi a partire dalle 17 del pomeriggio di giovedì. È stato necessario l'intervento di Drago 149, l'elicottero dei Vigili del Fuoco appartenente al reparto volo di Venezia, per avere ragione dell'incendio di bosco divampato a Villabonna di Lozzo a Testino. Interessati dalle fiamme circa 3.500-4.000 metri di bosco, con i Vigili del Fuoco anche i volontari della Protezione Civile e il personale dell'antincendio boschivo della Regione, che hanno spento le fiamme originate, secondo le prime ipotesi, dall'imperizia di un cittadino che avrebbe dato fuoco ad alcune ramaglie.
Solo 2 ore prima, a Monselice, i vigili del fuoco erano intervenuti in via Raise per l'incendio di 2 ettari di un campo agricolo seminato a orzo con 2 autopompe, un modulo antincendio boschivo e 7 operatori. Fiamme che si sono limitate solo a quest'area grazie al tempestivo intervento. Un'emergenza che si apre in una stagione estiva segnata dalla siccità e che fa temere le amministrazioni locali in attesa dalla Regione dello stato di allerta per vietare l'accensione all'aperto di qualsiasi fuoco, compreso quello dei barbecue. Allora adesso la cronaca ci porta nel trevigiano aeroporto di Treviso, ancora la circolazione di sigarette contraffatte, è stata trovata una donna e multata, guardate. Era partita da Bucarest, in Romania, con un bagaglio colmo di pacchetti di sigarette di contrabbando ed era diretta a Manchester. Ma arrivata all'aeroporto di Treviso, il suo viaggio è stato interrotto. Una cittadina rumena è stata fermata dopo la segnalazione degli addetti alla sicurezza dello scalo aeroportuale che durante il controllo hanno trovato numerosi pacchetti occultati tra i vestiti sia del bagaglio a mano che quello in stiva. Immediatamente sono arrivati sul posto anche gli uomini della Guardia di Finanza di Treviso, sia i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. In totale sono stati recuperati 570 pacchetti di sigarette pari a 8.450 grammi. Trattandosi di introduzione non dichiarata nel territorio nazionale, la donna è stata multata con una sanzione amministrativa pari a 5,16 euro per ogni grammo, per un totale di 50.000 euro. Allora, questa è la cronaca, ma poi abbiamo altre notizie di cronaca, ma ve le racconteremo nel corso di questa edizione del telegiornale, perché come annunciato ci dedichiamo una mezz'oretta di confronto politico, perché ci sono diversi comuni in Veneto che il 26 andranno al ballottaggio e questi ballottaggi, la maggior parte, sono dovuti anche ad un centrodestra che ha scelto per questa tornata elettorale di correre diviso. Allora vi presento i nostri ospiti, entrambi collegati in Skype. Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. Buongiorno Alberto. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno a lei. Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, con cui parleremo tra poco anche dell'ordinanza siccità, ma teniamo un angolino a parte. Fratelli d'Italia, buongiorno Claudio. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora io intanto chiedo alla regia di preparare il servizio che la redazione di Padova ha preparato sulle dichiarazioni di Fabrizio Borone, esponente della Lega, che in qualche modo commenta i malumori che ci sono stati in Casa Lega, nello specifico per quanto riguarda le comunali di Padova. Allora io partirei direttamente da Alberto. Alberto, un commento intanto sul caso Verona. Contosi che all'ultimo sceglie di entrare tra le file di Forza Italia e uno Sboarina a cui potrebbero fare gola i voti di Tosi, perché insomma ha raggiunto oltre il 20%, che sceglie invece di non chiedere il suo aiuto. Da capogruppo, tra l'altro, ed esponente della Lega, lei come commenta questa scelta? Ma io credo che la questione di Verona sia molto legata a questioni territoriali, a questioni locali, a rapporti che si sono incrinati nel corso degli anni e che vedono i partiti in secondo piano, cioè quelle che sono le dinamiche di partito, tant'è vero che i leader del centrodestra si sono schierati affinché ci fosse questo apparentamento e in realtà non è avvenuto proprio per una questione tra il sindaco Sborina e Tosi. Io spero che queste divisioni non vadano a inficiare quello che è una campagna elettorale molto combattuta, una campagna elettorale sicuramente molto dura e che ci vede uniti proprio per arrivare alla vittoria del centrodestra, che in questo momento è rappresentata unicamente dal sindaco Sborina. Quindi confidiamo nel fatto che gli elettori di centrodestra vadano a votare, cosa non scontata in questo periodo, vadano a votare, votino per il sindaco Sborina e confermino la guida di centrodestra di una delle città più importanti del nostro Veneto. Senta, noi abbiamo visto in questi anni in qualche modo spostarsi anche i voti della Lega, come abbiamo visto una grandissima migrazione ad esempio dei voti del Movimento 5 Stelle, che ha avuto un crollo incredibile, e molti elettori dei 5 Stelle hanno scelto anche di votare la Lega, in parte anche Fratelli d'Italia. Quindi questa migrazione, come dire, veramente veloce, molto più veloce rispetto ad un tempo di voti. Si fermerà secondo lei e che cosa la farà fermare?
Ma intanto io ci tengo a precisare che adesso abbiamo visto delle elezioni amministrative e comunali dove sappiamo benissimo che il risultato dipende in gran parte da quelli che sono i candidati nelle liste e i candidati sindaci, e sicuramente c'è stato uno spostamento di voti, però io credo che la vera partita che potrà dimostrare effettivamente quali sono le forze in campo saranno le politiche dell'anno prossimo. Io ricordo che l'ultima votazione politica che c'è stata nel nostro territorio, che ha interessato tutta la regione, sono le regionali del 2020, che hanno dimostrato insomma un risultato più che convincente per il nostro partito. Dopodiché sicuramente i 2 anni di Covid non hanno giovato, noi siamo un partito molto radicato sul territorio che ha bisogno del contatto con la gente, e sicuramente la lontananza dalle nostre sezioni, obbligata appunto dalle restrizioni del Covid, e questa mancanza degli eventi che venivano organizzati sul territorio sicuramente si è fatta sentire. Sicuramente c'è bisogno di fare una riflessione per invertire questa rotta che sembra, dal punto di vista dei sondaggi più che altro, sembra aver intrapreso il partito, e penso sia anche arrivato il momento, dopo tanti anni, di arrivare a quelli che sono i congressi. Sono iniziati i congressi nelle varie sezioni, ci attendiamo quelli che sono i congressi provinciali, come sono stati già annunciati dal nostro segretario regionale Stefani, e immagino che dopo si vada anche a rinnovare la segreteria regionale, in modo da avere un partito con rappresentanti eletti, come è giusto che sia, come è sempre stato nella Lega. Quindi sicuramente ogni elezione, che sia amministrativa o che sia politica, dà delle lezioni da imparare e da prendere tutto sul serio, e credo che anche questa volta ne faremo tesoro, e immagino che anche quando ci sarà la possibilità di confrontarsi nei vari direttivi sicuramente verranno intraprese delle azioni per correggere la rotta. Ma lei dà per scontato che quel 23% di voti di Tosi andranno a Sboarina, indipendentemente dal fatto che poi loro non abbiano scelto l'apparentamento? Ma lei dà per scontato che non andranno a Tommasi? Proprio per questo concetto di migrazione? Io credo che nelle elezioni comunali sia poco di scontato, quindi credo che sia opportuno che tutti i candidati impegnino il tempo che manca da adesso al ballottaggio per continuare una campagna elettorale porta a porta, che vada a intercettare le persone, che vada a incontrare le persone nei mercati, nelle vie, nelle piazze, nei bar, come hanno sempre fatto i nostri militanti della Lega, in modo da riuscire a portare più persone al voto. Ripeto, tendo a sottolineare una cosa: non è normale in un paese civile come il nostro che si vada a votare il 12 giugno e il 26 di giugno in piena stagione estiva. Di solito si andava a votare a maggio, e penso che sarebbe opportuno andare a votare a maggio. Detto questo, la competizione è uguale per tutti, quindi è giusto, è doveroso che i nostri militanti e quelli che sono i sostenitori delle liste di Sboarina continuino a correre fino all'ultimo minuto utile, perché è un'elezione assolutamente in bilico. Quindi un centrodestra che esula, no, dalle persone poi, ma che dovrebbe potersi riconoscere sempre e comunque in quello schieramento politico. Borgia, chiedo a lei forse di più un commento sul caso Jesolo, ad esempio. Ci dice la sua? Sì, molto semplicemente, come avevamo detto la scorsa settimana quando ero venuto in trasmissione. Si sente? Sì, esatto. si sente. Esatto. Come avevo detto la scorsa settimana, avevamo delle buone percezioni, perché avevamo un candidato secondo noi valido, che è Christopher De Zotti, che è un ragazzo giovane, che ha avuto una coerenza negli ultimi 10 anni, ha fatto un'opposizione seria. Lì purtroppo non si è riusciti a trovare la quadra, perché insomma probabilmente qualche alleato ha preferito insomma non concedere a Fratelli d'Italia il candidato sindaco in una città importante come Jesolo, e adesso ci troviamo al ballottaggio. Partiamo da un 45%, quindi circa 6 punti percentuali più del nostro, diciamo, avversario, e ci sono tutte le condizioni per vincere, per fare bene. Mi collego a quanto detto dal consigliere regionale Villanova, sì, che insomma votare il primo turno il 12 giugno e il secondo il 26 giugno insomma non credo sia molto
efficace, soprattutto visti anche i risultati, no, dell'affluenza. Se già abbiamo un'affluenza bassa, in più mettiamo ai cittadini la possibilità di votare, di scegliere i propri rappresentanti durante il periodo estivo, ecco che li disincentiviamo purtroppo. Quindi continua ad avere un peso questo voto dei moderati, cioè continuano comunque ad essere l'ago della bilancia. Allora, io sento parlare di moderati da quando praticamente sono ragazzo, quindi però sinceramente alla fine insomma non credo che ci sia uno zoccolo duro di moderati. Poi, cioè, è un termine secondo me ormai vetusto. Ci sono cittadini che scelgono una proposta politica in base a valori, idee, programmi, progetti, insomma. Ma allora posso chiederle come commenta il passaggio di Tosi a Forza Italia? Beh, credo che Tosi insomma dovesse trovare una collocazione politica dopo che è uscito dalla Lega, e insomma dopo tanto vagare l'ha trovata, e insomma per cui diciamo che le sto chiedendo di giudicare anche Forza Italia, di commentare Forza Italia che ha accolto. Ma io sinceramente insomma non entro nelle scelte in casa d'altri, come non vorrei che qualcuno entrasse nelle scelte di casa nostra, no? In Fratelli d'Italia. Forza Italia ha scelto legittimamente e fa le proprie scelte in autonomia, non sono di certo io quello il quale deve commentare. Dico che potevamo tutti insieme partire uniti con un candidato unitario quale Sborina, che era già stato sindaco per 5 anni, a quest'ora non ci sarebbe stato nessun ballottaggio. Bene ha fatto il sindaco Sborina a come dire, parlare di programmi e non di careghe, cioè facciamo un'alleanza al secondo turno sui programmi e non sull'apparentamento, perché l'apparentamento, come voi sapete benissimo, toglie poi anche consiglieri comunali alla maggioranza di Sborina, per cui insomma sarebbe un doppio colpo, no? Dopodiché l'apparentamento da che mondo è mondo si fa quasi mai, no? Per cui poi abbiamo visto nella storia che paga poco l'apparentamento, Borgia. Sì, tra l'altro paga poco, cioè i cittadini scelgono la persona, scelgono i programmi, scelgono le idee, scelgono i valori. Per cui su questo ha fatto bene Sborina. Spero che Tosi, il centrodestra e quindi la stessa Forza Italia si possa sedere con il candidato sindaco per cercare insomma un appoggio però sui programmi e non di certo su altro, ecco. Per cui io so che tutte le diplomazie sono oggi all'opera per lavorare a partire dalla nostra leader per cercare di insomma presentarci adesso al secondo turno con un'alleanza più estesa e così come dovrebbe essere, cioè vedo difficile che Forza Italia, lo stesso Tosi, possa indicare come Tommasi la persona giusta da sostenere, per cui insomma stiamo parlando di una decisione che deve essere quanto mai scontata. Vediamo allora i programmi, parliamo di autonomia, parto da lei per poi andare a Villanova, perché Gelmini ha convocato l'incontro e poi sulla stampa anche di oggi la polemica con le dichiarazioni del ministro per il Sud Carfagna, che dice insomma l'autonomia di fatto va a creare degli scompensi, no? Nel nostro paese, nonostante poi, e questo proprio l'ha sottolineato Villanova, i fondi del PNRR sono non equamente distribuiti in tutto il territorio nazionale. Guardi, noi siamo coerenti da sempre e questo è anche uno dei nostri tratti distintivi. E ricordo a tutti che Giorgia Meloni ha sottoscritto insieme al governatore Zaia e prima ancora con Salvini e con Berlusconi il programma del centrodestra, dove all'interno c'è l'autonomia, e con Zaia si è data proprio, come dire, una
un'importante accelerata nel caso in cui il centrodestra tornasse a governare insieme questo paese, perché sarebbe una delle primissime azioni che farebbe il governo di centrodestra. Quindi ribadisco, come dico sempre, che se vogliamo l'autonomia, la vogliamo veramente, ma soprattutto se l'autonomia si realizzerà, il Veneto avrà l'autonomia, questo si farà solo ed esclusivamente con il centrodestra unito al governo. Quando il centrodestra sarà al governo, allora arriverà l'autonomia, perché non è possibile che stiamo parlando di autonomia da anni ormai, il popolo veneto si è espresso e ad oggi non è ancora arrivato. Faccio un inciso, Fratelli d'Italia non governa e quindi non siamo noi quelli che, come dire, visto che qualcuno racconta ancora la favoletta che Fratelli d'Italia è contrario all'autonomia, Fratelli d'Italia è a favore dell'autonomia e lo dimostrerà qualora si dovesse governare insieme. Villanova, ovviamente passo la palla a lei sull'autonomia perché so che ha parecchie cose da dire, ma le chiedo anche di commentare le dichiarazioni che sono apparse ieri sul Foglio, che dicono si mettano da parte i pregiudizi e le critiche e si prenda atto che la legge quadro, quella della Gelmini, è il primo passo di un decisivo percorso di riforma che darà un nuovo slancio ai territori, questa sorta di autonomia differenziata. Ma l'autonomia è un percorso che è previsto dalla nostra Costituzione. Purtroppo chi sta facendo resistenza ormai da diversi anni, e questa è una resistenza che arriva non da un partito ma arriva in maniera trasversale dai parlamentari di un intero territorio, cioè del meridione, e lo stiamo vedendo anche in questi giorni. Chi fa resistenza lo fa perché non vuole cambiare la situazione attuale. Allora, quando sento dire anche dal ministro Carfagna che l'autonomia andrà ad acuire quelle che sono le differenze tra i territori, io vorrei ricordare sommessamente al ministro che l'autonomia ancora non c'è e le differenze tra i territori ci sono e sono straevidenti. Non è che è stata l'autonomia a creare queste differenze. Le differenze le hanno create chi ha governato quei territori fino adesso. E allora, quando vedo queste resistenze, quando vedo certe dichiarazioni come quella dell'altro giorno in Parlamento, a me viene la pelle d'oca, perché sentire un ministro della Repubblica, che può essere di qualsiasi colore politico, dire che non ci devono essere squilibri dal punto di vista territoriale, non ci devono essere diritti diversi a seconda della regione di appartenenza, benissimo, ma allora mi deve spiegare proprio lei come mai i fondi del PNRR vengono destinati per il 40% al sud e il restante 60% viene suddiviso ancora con dentro il sud, quindi vuol dire che più del 50, forse il 60% di questi fondi vanno verso il meridione. Con un piccolo particolare però, siccome il PNRR è composto da fondi che per i 2/3 sono a debito, che vuol dire che verranno ripagati, quei soldi verranno ripagati da tutti gli italiani, non solo da chi percepirà queste risorse, e stiamo parlando di decine se non centinaia di miliardi di euro. Allora il ministro non può nascondersi dietro il dito su fondi che non sono ancora arrivati al Veneto con l'autonomia, quando ci sono fiumi di denaro che stanno arrivando al sud in questi mesi, e vedremo come andranno a finire. Io spero che serviranno a rilanciare il sud, perché sicuramente sarebbe qualcosa di positivo per tutta Italia, ma voglio veramente incrociare le dita che nel 2026, quando andranno rendicontati, avremo dei lavori, degli investimenti fatti che porteranno lavoro, porteranno benessere e non saranno i soliti sprechi. Allora noi chiediamo, come veneti, non come Lega, ma come veneti, chiediamo di avere il rispetto di un diritto sancito dalla Costituzione. Se continueremo a vedere che dal punto di vista romano, e qui si parla proprio di livello romano, ministeriale oppure di Parlamento, ci sarà sempre quest'asse trasversale ad impedire ai veneti di ottenere quelli che sono dei diritti sanciti dalla Costituzione, purtroppo arriveremo a un momento dove non potremo più stare zitti. Perché non potremo più fidarci di nessuno. Fra poco noi vedremo in Parlamento, se arriverà questa legge quadro, vedremo chi voterà a favore e chi voterà contro. Ma può cadere secondo lei l'alleanza di governo? Può cadere secondo lei l'alleanza di governo? Perché
Non è la prima volta, Salvini ha dichiarato ieri sul Corriere, non sono pentito di aver sostenuto il governo, ma se non abbassa le tasse è dura starci. Sono proprio le sue dichiarazioni. Guarda, io non sono a Roma e quindi non so come sono le dinamiche a livello romano, ma io sull'autonomia sarà che ho iniziato a fare politica sotto una bandiera con un leone e voglio continuare a farlo sotto questa bandiera. Io per l'autonomia sinceramente metterei in crisi qualsiasi tipo di governo. Cioè, questa deve essere una condizione sine qua non per tutti i governi con dentro la Lega, ma questo io lo dico da umile consigliere regionale. Però questo deve essere il nostro tratto distintivo, deve essere quello che è il nostro obiettivo principale, come è sempre stato, e a un certo punto io penso sia arrivato anche il momento di dire basta prendere in giro i veneti, perché questo che sta succedendo, se anche questa volta, dopo tutto il lavoro che è stato fatto dal governatore Zaia, dalla commissione che abbiamo creato con docenti universitari di primissimo livello, dovessimo vedere che ancora una volta ci sono queste resistenze all'ingordigia di alcuni amministratori del Sud, allora sinceramente io penso sia arrivato il momento di alzare la voce e di battere il pugno sul tavolo. Filanova, ci fermiamo per un attimo, Borgia ci attenda, andiamo in pubblicità e poi di nuovo per parlare di autonomia e non solo. 12:40, ben ritrovati, un passaggio doveroso di fatto nella giornata di oggi sull'autonomia. Siamo con Alberto Villanova, Lega, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia. Borgia, sono da lei, Fratelli d'Italia aveva firmato un patto di fatto con la Lega diversi anni fa, Meloni aveva detto a patto che si remi tutti nella direzione del presidenzialismo, quindi non vogliamo inciuci, però noi con l'autonomia ci siamo. Certo, come quello che appunto dicevo prima, da parte nostra non mancherà mai la lealtà nei confronti del centrodestra e gli impegni presi, quindi l'autonomia, a prescindere dal fatto che sul presidenzialismo purtroppo non abbiamo avuto il sostegno che meritavamo da parte anche degli alleati, perché purtroppo se tutti i deputati fossero stati presenti oggi si sarebbe avviato l'iter del presidenzialismo, che ricordo insomma deve avere una modifica importante, per cui insomma non è semplice, però sicuramente sarebbe stato, come dire, un primo passaggio importante. Questo però non cambia il fatto che noi ci siamo impegnati per l'autonomia nero su bianco, i cittadini sanno che quando ci prendiamo un impegno lo portiamo a termine, e questo non cambia il fatto che qualora dovessimo andare tutti insieme e vincere le prossime elezioni politiche, l'autonomia sarebbe uno dei primi obiettivi da portare insieme agli amici della Lega e di Forza Italia in Veneto, ma anche in altre regioni che ne hanno fatto richiesta, perché è ora di responsabilizzare soprattutto gli amministratori di tutte le regioni, perché non è possibile che si spenda e si spanda senza avere contezza delle risorse a disposizione, e non è possibile che il Veneto faccia delle scelte e le amministrazioni del Veneto facciano delle scelte come dire oculate, quando invece qualcun altro purtroppo non fa e non utilizza la stessa accortezza. Le piace il titolo che abbiamo dato a questa trasmissione? Lega, No, Fratelli d'Italia, Fratelli Coltelli, no. Punto di domanda però. Vi dico la verità, no, perché siamo alleati e tra alleati non servono i coltelli di sicuro. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, i nostri avversari, perché di avversari si parla e non di nemici, e rimangono sempre e rimane sempre il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, chi è dall'altra parte della barricata, chi è nel centro-sinistra, non di certo gli amici della Lega, di Forza Italia e di chi si rispecchia nel centrodestra. Per cui certo, nelle varie competizioni è ovvio che all'interno c'è un po' di competizione sui risultati, ma questo anche perché questa competizione vi ha portato a strappare qualche voto alla Lega, siete aumentati.
ma non alla Lega, cioè non è una gara con la Lega. Noi siamo ad oggi, lo dicono i dati, tra l'altro una nota agenzia ha fatto tra l'altro presentato dei dati di tutte le amministrazioni uscenti dei risultati, e Fratelli d'Italia oggi è il primo partito del centrodestra in quasi tutti i capoluoghi di provincia e in moltissime realtà. Secondo lei significa avere più potere contrattuale? No, significa avere più apprezzamento da parte dei cittadini, ma in altre realtà è più forte la Lega, è più forte Forza Italia, cioè sicuramente tutto questo servirà al centrodestra per tornare a governare. Se incominciamo a litigare, a discutere, come è successo per il Presidente della Repubblica, non governeremo più da qui a 20 anni, il Movimento 5 Stelle e il PD continuerà a governare, oppure ci saranno dei governi tecnici che non risolvono i problemi, perché ricordo a tutti che Draghi doveva essere la panacea a tutti i mali, ma non mi pare che il nostro paese, la nostra nazione, l'Italia, sia in una condizione migliore di qualche anno fa, o che ci siano state delle riforme copernicane, per cui dico a tutti: cerchiamo di utilizzare il tempo che rimane per le elezioni politiche per lavorare sui programmi e sull'unità del centrodestra, perché solo così riusciremo a riformare e a mettere in piedi tutto quello che serve per proiettare l'Italia in un futuro diverso da quello che c'è oggi. Grazie Borgia, resti lì perché abbiamo una domanda su Montebelluna, sul suo comune. Era un'evidente provocazione questo titolo, ma attraverso anche le provocazioni si ottengono delle risposte dirette. Villanova, faccio anche a lei la stessa provocazione. Cosa ne pensa del titolo che abbiamo utilizzato? Ma guardi, io per quello che posso testimoniare io da capogruppo in regione dell'intergruppo Lega e Liga Veneta, i rapporti con Fratelli d'Italia sono più che buoni, c'è un ottimo rapporto con il capogruppo con cui ci troviamo settimanalmente per coordinarci, e quindi non posso condividere questo titolo. Dopodiché, come diceva Borgia prima, le competizioni elettorali, una sana competizione elettorale fa bene perché spinge sempre a migliorarsi, spinge a correggere la rotta quando vengono fatti degli errori, e io da ex sportivo posso dire che la competizione è il sale, insomma, della politica, e quindi immagino che sia giusto anche che ogni partito cerchi di portare acqua al suo mulino nel pieno rispetto di quelli che sono gli alleati e di quelli che sono ripresi. Questo secondo me deve essere il pallino che abbiamo tutti quanti in mano. È quello che stiamo facendo in Regione Veneto, dove governiamo assieme e dove la condizione fondamentale è rispettare gli accordi, e questo abbiamo fatto finora e faremo fino a fine legislatura. Quindi sinceramente non credo che il problema sia tra Lega e Fratelli d'Italia, il problema è riuscire a convincere l'elettorato, a convincere i veneti, e soprattutto No, aspetti, devo chiederle di ripetere l'ultimo dal soprattutto, perché ha dato via l'audio. No, Villanova, la sentiamo male, non capisco perché. Se ha altri 2 minuti, perché so che lei doveva andare via, se ha altri 2 minuti le chiedo di attendere un attimo, magari prova a collegarsi e scollegarsi in modo da almeno concludere il ragionamento. Ci faccia sapere se ha altri 2 minuti. Io passo un attimo la parola a Borgia per parlare del tema siccità, perché Montebelluna è il primo comune nella Marca ad aver adottato l'ordinanza, quella proprio per il risparmio dell'acqua. Ci spiega un po' di che cosa si tratta e come vi siete mossi? Guardi, il sindaco Bordin su questo fronte è stato rapido, ha capito subito il problema e ha appunto emanato questa ordinanza. Questa ordinanza nasce dalla manifestazione da parte di Alto Trevigiano Servizi, che è il gestore del servizio idrico integrato,
che ha detto, insomma, ha sottolineato ai comuni soci la necessità di attuare dei provvedimenti di competenza finalizzata a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile per scopi strettamente appunto civili, al fine di preservare l'uso dell'acqua pubblica fornita dalla rete e gestita appunto dalla società, per fronteggiare le potenziali criticità della fornitura idrica, perché, come ha detto benissimo lei, c'è un problema di siccità. Tra l'altro la siccità porta a una conseguente scarsità di acqua potabile nella rete idrica pubblica e può dare appunto gravi disagi, e nonché creare inconvenienti di natura igienico-sanitaria per la popolazione. Quindi abbiamo fatto questa ordinanza, il sindaco ha fatto questa ordinanza per dire alla collettività insomma, di impiegare l'acqua potabile esclusivamente per determinate esigenze, e il divieto di impiegare acqua potabile fornita appunto dall'acquedotto pubblico, il divieto tipo per lavaggio di cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali, innaffiare orti e giardini, e ovviamente sono esclusi da questa ordinanza i servizi pubblici di igiene urbana, il verde pubblico ovviamente, e l'utilizzo zootecnico o produttivo per le attività regolarmente autorizzate all'uso di acqua potabile. Ecco, quindi quanto resta in vigore questa ordinanza? C'è un problema siccità, per tutta l'estate, e fin tanto che l'emergenza come dire non è terminata, ecco. Per cui ci sono delle sanzioni qualora non si dovessero rispettare queste norme, questa ordinanza. Ricordo, e queste buone prassi, ricordo a tutti che tutto questo serve per far sì che, insomma, non ci dovessimo trovare in difficoltà con l'acqua potabile, per cui insomma è un segnale e una campagna di sensibilizzazione per tutti quanti, per un problema grave che è sotto gli occhi di tutti. Per cui benissimo ha fatto il sindaco, è stato il primo, ci siamo coordinati. Tra l'altro questa ordinanza è stata sottoscritta, è stata preparata in sinergia con l'ufficio ecologia, per cui insomma come avete visto poi anche altri comuni hanno seguito l'esempio del sindaco Bordin. Sì, vi hanno seguito a stretto giro. Grazie Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna e ovviamente esponente di Fratelli d'Italia. Torno da Alberto Villanova, così possiamo concludere il suo ragionamento. Prego. Ci senti, Alberto? Vedo che ci sono problemi di collegamento. È caduta la linea, allora io congedo Borgia, grazie per essere stato con noi, eventualmente poi prendiamo la linea con Villanova. Grazie, arrivederci Claudio. Invito, buona giornata a tutti. Grazie anche a lei. Parliamo di siccità perché tra poco siamo in attesa di collegarci con la nostra Chiara Gaiani, che si trova in compagnia di Riccardo Masin, presidente dell'ente Parco Colli Euganei. Siamo lungo il Brenta e parliamo appunto di siccità. Tra poco ci collegheremo, vedo Villanova che ha riprovato a collegarsi. Alberto, buongiorno. Buongiorno, scusate, ma oggi la linea non è... No, ci tenevamo che concludesse il suo ragionamento. Grazie mille. Sì, io credo che i veneti non siano molto interessati alla competizione tra Lega e Fratelli d'Italia. Credo siano più interessati al fatto che si difendano i loro diritti e il diritto di una regione che sta chiedendo di avere un'autonomia prevista dalla Costituzione, e questi diritti vanno difesi a Roma. Quindi più che concentrarsi su quelle che sono questioni partitiche, io credo sia importante difendere i veneti, difendere il nostro territorio. Questa deve essere la missione dei prossimi mesi, dei prossimi anni, quindi non tanto concentrarci su che non interessano a nessuno, soprattutto in un periodo di crisi e di emergenza come questa, ma finalmente far arrivare a casa questa autonomia che il Veneto si merita e di cui ha tutto il diritto. Grazie Alberto Villanova.
Grazie, consigliere regionale Lega. Arrivederci, buona giornata. Arrivederci, grazie. Allora, noi chiudiamo qui la nostra chiacchierata politica in attesa di collegarci con Chiara Gaiani, che è, come vi dicevo, con Riccardo Masin, presidente dell'ente Parco Colli Euganei. Forse riusciamo a parlare con la nostra Chiara. Chiara, buongiorno. Sì, la vedo collegata. Buongiorno. Sì, Anna, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo all'esterno di Villa Barbarigo, uno dei gioielli sicuramente dei Colli Euganei, una villa bellissima. Alle mie spalle vedete il portale di Diana con il presidente del Parco dei Colli Euganei, Riccardo Masin, che è anche sindaco di Galzignano Terme, che è la località dove ci troviamo in questo momento. Ecco, è grande la preoccupazione dopo che ieri c'è stato un incendio di piccole dimensioni, per fortuna, Lozzo a Testino, località Valbona, 3.500 metri all'incirca di bosco, un incendio che pare insomma sia stato causato dall'imperizia, dall'incuria di qualcuno che ha bruciato le ramaglie, ma che subito ha dato fuoco alle polveri e ha innescato, attaccato il bosco. 2 anni fa, proprio in questo periodo, una stagione difficile per questa zona, con 2 incendi di cui adesso ci racconterà nei dettagli il sindaco e presidente del Parco Colli, e davvero insomma c'è allerta, c'è attenzione. In questi momenti in cui siamo qua sentiamo ogni tanto un elicottero sorvolare la zona, forse è già entrata in azione pienamente operativa insomma la squadra antincendi boschivi della Regione Veneto. L'attenzione e l'allerta è massima. Sì, attenzione all'allerta massima dovuta a un periodo ad effetti climatici che sono un po' anomali rispetto a quelle che sono state, diciamo così, la storicità delle precedenti stagioni. Sì, effettivamente questo era un piccolo incendio che è avvenuto nella zona di Lozzo. Ricordo gli ultimi 2 incendi importanti all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, quindi Monte Solone a Torreglia e 15 giorni dopo, nel 2020, a Rocca Pendice, che sono state, diciamo così, in pieno lockdown, 2 situazioni abbastanza importanti che hanno visto Regione Veneto, servizi forestali e soprattutto antincendio boschivo e vigili del fuoco impegnati per tanti giorni nel nostro territorio. È un momento particolare e difficile, dobbiamo prestare attenzione. Ecco, la grande siccità di cui vi stiamo raccontando da giorni, ne vediamo anche gli effetti in questo scorcio insomma di natura che ci circonda, però di strada ne è stata fatta davvero tanta su questo fronte. Sì, rispetto ai primi anni 2000, dove comunque in qualsiasi caso c'erano attività e una sensibilità all'interno del nostro territorio, si è agito sicuramente su due livelli differenti. Il primo è quello di dare consapevolezza a coloro che ci abitano e soprattutto i turisti che questo è un territorio fragile, deve essere tutelato al 100% in tutte le situazioni, e questo ha comportato comunque da parte di tutti l'avvento di buone prassi, come chiamo io, quindi molta più attenzione sull'accensione dei fuochi, divieto assoluto dei barbecue su tutto il territorio, attenzione anche sul mozzicone di sigaretta, che lo dico sempre, è pericoloso quanto un barbecue in queste condizioni. Poi per quanto riguarda invece i mezzi e gli uomini, la Regione ha investito tantissimo negli anni, quindi incentivando sicuramente quella che è l'attività del volontariato con l'antincendio boschivo, un coordinamento importante a livello di tutto il parco con più di 30 uomini, tantissimi mezzi, persone volontarie ma molto specializzate, investimento sui mezzi e poi investimenti, diciamo così, importanti sui servizi forestali e anche su quella che è la collaborazione con i vigili del fuoco, che permette un intervento veramente tempestivo attualmente sulle attività di emergenza incendi. Ecco, le amministrazioni locali sono pronte a, diciamo, stringere ancora i cordoni per quanto riguarda i fuochi. State attendendo che lo stato di allerta arrivi dalla Regione. Che cosa accadrà nelle prossime ore? Sì, abbiamo già delle limitazioni importanti dovute al regolamento, che comunque il nostro territorio è un territorio boscato, deve essere tutelato comunque a 365 gradi, a 360 gradi e 365 giorni all'anno, e quindi di conseguenza abbiamo già delle limitazioni, soprattutto su quelle che sono le attività agricole, che potrebbero essere ad esempio l'abbruciamento ramaglie, quindi distanza di 100 metri in tutto il periodo dell'anno dalle aree boschive e tutto il resto. Le amministrazioni possono intervenire con ulteriori ordinanze restrittive proprio per tutelare quello che è il periodo e soprattutto la stagionalità atipica di quest'anno, insomma. Ecco, allora lanciamo un appello: chiunque venga in queste zone, massima attenzione. Ma massima attenzione su tutto, anche nel parcheggiare la macchina. Una marmita rovente su un'erba un po'
poco curata potrebbe fare un innesco. Un mozzicone di sigaretta non spento bene, e non si deve neanche buttare per terra, per quello dovrebbe essere portato a casa anche per una questione di tutela ambientale, può creare un incendio. I residenti sono allertati. Un ulteriore appello è: qualsiasi situazione dove vedete un piccolo fumo in questo periodo o si possono vedere anche dei lapilli e roba del genere, comunicatelo subito ai vigili del fuoco, perché la tempestività dell'intervento è quella che risolve la maggior parte dei problemi. Ecco Anna, non so se hai altre domande da studio. Grazie Chiara. Bene, eccoci. Grazie Chiara, Ti sento forse a scatti, andiamo direttamente a Vicenza. Arrivederci Chiara, grazie. Allora noi andiamo a Vicenza perché questa mattina ci sono stati i funerali di Lidia, la donna uccisa dall'ex compagno che poi ha ucciso anche l'attuale compagna. Vi facciamo vedere le immagini, lì per noi c'era la nostra Luisa Bertini. Palloncini bianchi per l'ultimo saluto a Lidia Milikovic sulle note di Wind of Change. Chiesa serbo-ortodossa di San Luca, Vicenza, gremita. Lacrime, dolore, incredulità risuonano mentre si svolge il rito con le candele accese a testimoniare la nostra appartenenza alla luce divina. E poi il ricordo di un sorriso spezzato dalla violenza. Una cosa che tutti mi hanno detto che l'hanno contraddistinta nella sua vita è il sorriso. A volte era un sorriso con gli occhi tristi e poi era diventato un sorriso con gli occhi felici. Avete conosciuto un po' adesso la storia di Lidia e tutti magari dicono che quando eravamo diventati una bella famiglia, che lei era stata fortunata a incontrare me. Ma vorrei dire a tutti che forse è stata la mia grande fortuna incontrare lei. Circa 350 le persone arrivate per l'ultimo addio alla mamma 42enne, la cui tragedia ha straziato la comunità. A celebrare il funerale il reverendo Radovic, arrivato da Trieste, parroco della chiesa serbo-ortodossa di San Spiridione. Il Vangelo dove Apostolo Paolo, Dio dice per la bocca di Apostolo Paolo, talmente noi cristiani non siamo come tutti gli altri, Dio non ci ha lasciati delusi perché noi abbiamo speranza, per noi non muore speranza. I genitori, Gordana e Dragan, il fratello, la sorella Sania, i nipoti, al loro fianco anche le istituzioni che hanno vissuto in prima persona i momenti concitati in quell'8 giugno, i cui eventi hanno tenuto con il fiato sospeso fino al pomeriggio, e i figli di Lidia, all'ultimo giorno di scuola ad Altavilla, portati via per la loro sicurezza. Dal cortile della scuola arrivava una dolce musica come quella che abbiamo sentito. Era l'ultimo giorno di scuola e stavano festeggiando. Lidia è una persona inserita nella nostra comunità, come lo è tutta la popolazione serba presente qui. I cittadini serbi sono moltissimi e noi stiamo anche facendo un percorso di avvicinamento a una rappresentanza di Belgrado, quindi capite che l'amicizia è forte. E poi chiaramente abbiamo avuto un consiglio comunale dove abbiamo dichiarato la nostra posizione rispetto a quello che è successo. Sicuramente bisogna intervenire in maniera efficace sulle norme perché così non sta funzionando. Ad oggi risuona ancora un interrogativo. Perché? Abbiamo avuto dei contatti con la famiglia subito dopo la tragedia, una visita da parte del vice sindaco per capire se potevamo anche essere utili nell'affrontare questo momento. Oggi siamo qui a portare la nostra vicinanza alla famiglia, a tutta la comunità che è stata colpita, ponendoci una domanda: perché? Contemporaneamente una protesta davanti al Tribunale delle associazioni delle donne sopravvissute alla violenza, al grido di perché lo Stato non ha difeso Lidia.
Viviamo con il dolore nel cuore e con una rabbia determinata e fortissima. A nome delle donne madri di vittime di violenza maschile istituzionale denunciamo le condizioni di ingiustizia che subiamo insieme alle nostre figlie e figli da parte dello Stato italiano. Inizia così il documento che le rappresentanti di 2 associazioni di donne attiviste sopravvissute alle violenze di genere consegneranno al presidente del Tribunale di Vicenza Alberto Rizzo. Nel giorno dei funerali di Lidia Milikovic e Gabriella Serrano, queste donne esprimono la loro protesta contro lo Stato e le istituzioni. Lidia e Gabriella potevano essere salvate con leggi più severe. Il documento verrà inviato anche al ministro della Giustizia Marta Cartabia perché, dicono, il sistema sottostima, svilisce e ignora le denunce. Al posto di rinchiudere le madri e i bambini vittime di violenza nelle case rifugio bisogna rinchiudere i violenti. Deve smettere questa presa in giro dei percorsi riabilitativi, dei trattamenti riabilitativi per maschi violenti. Bisogna seguire l'esempio di altri paesi europei, che c'è un esempio funzionale. In Spagna hanno una lei integrale da più di 15 anni che funziona, gli uomini violenti hanno il braccialetto elettronico e ci sono degli esperti dedicati a controllare la sicurezza delle donne. Questo bisognava fare. L'assassino è una persona normale che aiuta il cagnetto a attraversare la strada, che recupera il gattino randagio. E poi dopo però uccide. Perché se per caso la gente ha una doppia personalità, è brava anche a mascherare quello che uno è rancore che si porta dentro. Femminicidio in vita, dal momento che la violenza viene cancellata, ridotta a normale conflitto. I violenti li proteggete e li giustificate! Noi pretendiamo che chi ha consentito a Zatlan di massacrare 2 donne si assuma le responsabilità delle proprie scelte, perché di scelte si è trattato, e consideriamo lo Stato italiano responsabile di non avere saputo proteggere le vittime. Ci auguriamo che l'invio di ispettori al Tribunale non sia soltanto una misura di facciata, ma porti ad affrontare in modo sostanziale le problematiche che abbiamo esposto e denunciato. Ecco, questo è quello che succedeva questa mattina a Vicenza. Allora io vi presento il nostro prossimo ospite, ci ha raggiunto in studio Adriano Bordignon, direttore del Centro della Famiglia e alla guida del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. Buongiorno Adriano. Buongiorno. Io forse partirei con il commentare quello che abbiamo appena ascoltato, poi andremo a parlare della indagine del Sole 24 Ore che si è incentrata sulla qualità della vita in Italia, però partiamo proprio da queste parole di donne vittime di violenza e contro lo Stato di fatto, contro lo Stato che ha protetto, colpevole di aver protetto, magari dando anche dei percorsi di recupero, riabilitazione a uomini violenti. Sì, e indubbiamente il tema, il fenomeno della violenza verso le donne, della violenza domestica è un tema estremamente significativo che deve essere preso in mano e in modo continuativo, sia con strumenti giudiziari di carattere appunto penale nel caso di protezione, ma io penso che bisogna partire da lontano, bisogna partire da una questione educativa, che non vuol dire una questione di educazione degli adulti, ma anche dei giovani, dei ragazzi e dei bambini, alla gestione delle emozioni e delle relazioni. Torniamo a mettere al centro un po' la famiglia, no? Cioè all'interno della famiglia nasce e cresce l'uomo di domani, e quindi provare a iniziare ad intercettare eventualmente anche il disagio lì dove può iniziare, no, a nascere, perché probabilmente si può intervenire con una forma di prevenzione. Voi lo sapete perché prevenzione la fate tutti i giorni. Sì, è indubbio che il luogo famiglia, lo spazio delle relazioni familiari è lo spazio principale per moltissimi di noi, è quello dove facciamo un investimento esistenziale e relazionale importantissimo. Allora per far questo, come per tutti gli investimenti, bisogna essere capacitati a farlo, bisogna essere pronti, bisogna essere preparati. La famiglia può essere il luogo delle grandi e straordinarie relazioni, ma anche dei grandi dolori, anche delle grandi tragedie. È uno spazio dove si può però educare alle buone emozioni, alle buone relazioni, e molto spesso si può anche essere aiutati dal sistema, dalla scuola, dal mondo appunto educativo, dai consultori tipo il nostro. Insomma, c'è un grande lavoro preventivo che va messo in campo perché è necessario per la qualità delle relazioni e della vita sociale.
Treviso infatti in questo senso rappresenta un esempio di buone pratiche per tutta una serie di salvagenti che ha messo a disposizione, creando delle vere e proprie task force. Una di queste è il lavoro dello psicologo di quartiere, che è un intervento concertato tra diversi soggetti, perché c'è il comune, c'è il centro per la famiglia, c'è l'ordine degli psicologi. Facciamo un po' il punto di questo servizio sul territorio e qual è il futuro a cui è destinato. Sì, questo è un progetto molto interessante. Abbiamo detto che abbiamo bisogno di prevenzione, abbiamo bisogno di intervenire nei casi di emergenza, però è altrettanto necessario cercare di raccogliere i bisogni, i disagi e le difficoltà al momento della loro prima emersione, prima che diventino cronici, prima che diventino pericolosi per la relazione o per la vita addirittura delle persone. In questo senso, dopo una sperimentazione nel territorio comunale di Treviso avvenuta l'anno scorso, da marzo abbiamo avviato questo progetto che si chiama Lo Psicologo in Comune, attorno ai 35 comuni dell'ambito sociale, territoriale sociale, diremo l'ex ULS 9, insomma, come si può dire. E è un servizio molto interessante che sta dando già dei grandi risultati. Si tratta di offrire alle persone uno spazio, un luogo di accesso dove rappresentare e confrontarsi con dei professionisti qualificati, verificati, supervisionati, se il proprio problema può trovare un'adeguata soluzione prima che diventi importante e grave. Allora i numeri ci dicono che nei primi 3 mesi abbiamo avuto 128 persone che sono arrivate a questi servizi dislocati nel territorio. Abbiamo un punto a Treviso, abbiamo un punto a Ponzano, uno a Silea e uno a Oderzo, e 128 persone che hanno interloquito con dei professionisti qualificati, li hanno incontrati in 235 incontri, e alcune di queste, ben 61, hanno già terminato un primo percorso di 3 o 5 incontri e sono state indirizzate ai servizi più appropriati al loro bisogno, sono state fatte delle segnalazioni o, nei casi più fortunati, più lievi, hanno già trovato una soluzione a un problema che poteva diventare più acuto. Quanto questi disagi raccontano di difficoltà familiari proprio, cioè le famose tensioni che ci sono all'interno della famiglia? Io direi che, secondo i dati che abbiamo raccolto, la maggior parte sono delle tensioni, delle complessità, delle fatiche di carattere personale, mentre in seconda battuta ci sono le problematiche di carattere relazionale, familiare. È indubbio però l'esperienza di ognuno di noi quando abbiamo una paura, un timore, uno stress, un'ansia, anche per il lavoro, per il futuro, per la salute. Le nostre relazioni ne sono gravate, c'è un'influenza e molto spesso appunto c'è un'incidenza anche sulle relazioni personali, di vicinanza, amicali, lavorative, e quindi lo spazio della famiglia è il crogiuolo dove arrivano anche tutte le complessità, è lo spazio dove arriva tutto il bene ma anche tutte le paure, i timori, le difficoltà. Allora qui mi vorrei proprio agganciare questa indagine del Sole 24 Ore che viene fatta tutti gli anni e va a scandagliare come si vive in una determinata provincia. Fa un'analisi perché differenzia i bambini dai giovani e agli anziani, e mi piace collegarla a quello che abbiamo appena detto perché emerge che Treviso è una città per piccoli, è anche una città per anziani perché esistono degli spazi, no? Perché prima stavamo dicendo degli spazi in cui anche appunto poter crescere bene. È un po' meno una città per giovani, e per giovani intendiamo gli adolescenti, che forse sono proprio l'anello più debole in questo momento della nostra società. L'altro giorno in prefettura c'era un incontro proprio sui giovani, sulle baby gang, che ha riunito diversi sindaci, cioè è un tema. Come mai, quindi quali sono gli indicatori che la fanno crollare per quanto riguarda lo spazio, la qualità di vita dei giovani? Sì, il Sole 24 Ore ogni anno elabora questa classifica, da 2 o 3 anni l'ha costruita attorno alle fasce d'età, cambiando degli standard anziani, quindi puntando un focus sulla qualità della vita dei bambini, dei giovani, che vuol dire adolescenti e giovani fino ai 30 anni, e degli anziani. Sono 2-3 target, insomma, che ad oggi io mi sento di dire sono tra i più fragili nel nostro sistema. Sono quelli che sono stati provati anche dalla continuità del Covid e dello suo sviluppo nel tempo,
E per i giovani abbiamo la situazione più complessa. Per i bambini siamo molto ben posizionati, abbiamo purtroppo però un problema rilevante per quanto riguarda i pediatri, siamo oltre il 90° posto per il numero di pediatri per bambino. Gli anziani se la cavano, c'è un sistema di associazioni, un sistema di volontariato, un tessuto sociale che ancora non è votato agli stili delle grandi città, con isolamento, con problematiche di questo genere. Quelli che stanno soffrendo di più sono i nostri giovani. Ci sono dei dati che raccontano che il nostro territorio trevigiano, ma anche veneto, non è più attrattivo come un tempo. Molti giovani lasciano questo territorio per i vicini territori della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Ci sono dei tassi di imprenditorialità giovanile che sono piuttosto bassi, siamo 98esimi. Questo preoccupa dal punto di vista di produttività, ma anche della propensione del giovane, della persona a rischiare, a mettere del suo, a sentirsi in un sistema generativo. Vuol dire che diamo poche opportunità? Questo è il mio timore, Secondo me ci sono alcune concause di carattere generale che vanno osservate. Forse vengono offerte troppe poche opportunità, forse i sistemi sono rigidi, bloccati, non aperti all'ingresso dei giovani nei vari contesti. Io vengo da una storia del mondo del volontariato che mi appassiona ancora, ma una delle nostre grandi limiti, insomma, fino almeno quando lo governavo come presidente, era che le nostre associazioni erano eminentemente soprattutto fatte di anziani e i giovani che entravano avevano modalità, linguaggi, tempi diversi che non erano compatibili e quindi ben accolti. Allo stesso modo io penso che per essere generativi, parlo anche della mia esperienza personale, ero un po' discolo alle scuole, ma io funzionavo, andavo bene quando i miei professori mi davano fiducia, mi stimavano e mi dicevano tu sei importante per noi, ti mettiamo in ascolto. Allora mettere i giovani nelle condizioni di fare scelte, di essere responsabili, di essere protagonisti, penso sia uno degli spazi di manovra che abbiamo. Ho fatto un'esperienza proprio 2 giorni fa con un hackathon di Telefono Azzurro in provincia, dove i giovani hanno costruito 3 progetti sulla comunicazione rivolta alla loro stessa fascia d'età che io reputo estremamente innovativi, estremamente con i piedi per terra e estremamente qualificati per essere realizzati. Basta dare le opportunità e non saremo delusi. Fino a un po' di tempo fa, quando si parlava di giovani opportunità, emergeva il nome della start-up, no? Cioè magari il grande imprenditore finanzia l'idea del giovane, ma quanti poi giovani hanno potuto accedere ai meccanismi anche finanziari delle start-up? Cioè per gli altri che cosa c'è? Questa è una giusta osservazione. Il tema della start-up secondo me prevede l'idea di un mecenate, di un padre buono che... C'è un po' fuorviato forse. Sì, probabilmente sì. Secondo me invece bisognerebbe offrire a tutti i ragazzi, a tutti i giovani, fin dall'età appunto meno avanzate, dalle scuole medie e superiori, la capacità di sperimentarsi nella progettazione e nella realizzazione di idee, di progetti, di permettergli di sognare e di mettere a terra queste cose, quindi mettere a budget, a sistema, risorse umane, professionali e economiche perché ci sia un'attivazione fin da subito dei giovani, altrimenti rischiano di fare un percorso scolastico che è nozionistico, entrare in un'università che non li fa sperimentare una loro proattività e poi a poco, in punta di piedi, con lavori sempre precari e sempre che li vedono non da protagonisti, entrare nel mondo del lavoro. E questo, secondo me, rischia di affossare anche quelli con più risorse. Poi non dimentichiamoci che opportunità è anche inclusione. Forse facciamo un po' fatica a essere inclusivi, secondo lei? Sì, io penso che il nostro paese abbia un problema grande, un paese che ha la fortuna di essere uno tra i paesi più longevi del nostro continente e anche al mondo. Però il modo di pensare è tutto orientato all'oggi e ai diritti acquisiti. Io penso che noi dobbiamo avere invece lo sguardo rivolto al futuro e abbiamo un dovere di restituzione verso le nuove generazioni. Anche tutto il PNRR dovrebbe essere orientato a dare capacità ai giovani di essere protagonisti nel futuro, renderli attivi in un contesto che li ama, li apprezza, li sostiene e non essere orientato a reiterare le prassi che stiamo vivendo. Allora, vediamo se con l'aiuto della regia riusciamo ad inquadrare. Questa è proprio la pagina, eccola qua, del Sole 24 Ore, qualità della vita. Ho aperto proprio quella dedicata ai giovani per farvi vedere quali sono gli indicatori poi sulla base dei quali Treviso
così come tutte le altre province del Veneto, sono state classificate. Il primo era il saldo migratorio, i famosi giovani che vanno via, vanno a studiare via, ma anche vanno a lavorare via perché forse gli stipendi sono più alti. Poi c'è l'imprenditorialità giovanile, quante imprese con titolare un ragazzo, un giovane under 35 c'è sul totale delle imprese registrate. Poi se scendiamo, gli altri 3 indicatori presi sono quello delle aree sportive, e qui si dà per scontato che lo sport sia un grande motore appunto di aggregazione, di crescita e di sviluppo per i giovani, amministratori comunali under 40, la politica se è accessibile ai giovani, e poi canoni di locazione. Perché si è scelto proprio questo indicatore? Che secondo me è interessante. Questo, noi sappiamo che per ogni persona ci sono 2 dimensioni essenziali che la mettono nel mondo, ok? E che danno vita a relazioni di qualità, capacità di essere significative nella comunità, e sono proprio legate all'esistenza. Una è il tema del lavoro e una è il tema dell'abitare. Il nostro abitare e il nostro lavorare sono delle colonne nelle quali costruiamo la nostra storia, la nostra progettualità di vita. A Treviso è complicato pensare per i giovani a trovare una soluzione abitativa autonoma, differenziata da quella delle famiglie d'origine, accessibile. Si sente da qualche amministratore, anche da Treviso sinceramente, l'ipotesi di dedicare una parte dell'edilizia pubblica non solo a soggetti in stato di difficoltà economica, quindi una destinazione per la lotta alla povertà, ma una destinazione di patrimonio immobiliare a giovani e a giovani coppie. Questa è un'esperienza che per esempio si è vissuta anche in Trentino e dà grandi attrattività e anche capacità a questi giovani di desatellizzarsi dalle famiglie di origine e diventare protagonisti del loro progetto di vita. E infatti è interessante perché è una cosa che stiamo vedendo anche noi proprio con questi canoni di locazione molto alti, poi questi 2 anni di Covid insomma non hanno aiutato, però sicuramente, come dice lei, è davvero il primo passo verso l'autonomia, ma anche l'ingresso nel mondo del lavoro, perché poi quando si è a casa sotto un tetto è anche facile sedersi, no? E da qui tiriamo fuori c'è la grande polemica che le chiedo di commentare, così anche marginalmente legata a lavori stagionali, giovani che non ci sono, reddito di cittadinanza. Dal suo punto di vista, quindi dal centro della famiglia, dove la lettura che stiamo dando è sbagliata? Io credo che oggi abbiamo una responsabilità di tutti quanti, e quindi non parlo solo di associazioni datoriali, di sindacati, ma di tutto quanto il nostro sistema territorio, sistema comunità, di creare il lavoro buono. Lavoro buono vuol dire un lavoro che fa sentire la persona viva, positiva, utile per se stessa e per la comunità, un lavoro che dà prospettiva. Lavori troppo incentrati su una temporaneità, su una addirittura estemporaneità non nutrono la crescita della persona. In tanti casi abbiamo avuto esperienza di lavori appunto o a chiamata o temporanei che poi erano anticamera per un lavoro più stabile e continuativo, ma modelli tipo quello che abbiamo anche segnalato come estremamente negativo del polo Amazon ipotizzato nel nostro territorio per i prossimi anni, ci raccontano di modelli dove gran parte dei lavoratori ha contratti molto brevi, e io mi domando, un giovane con contratti di lavoro che vanno di 2 mesi in 2 mesi, che tipo di progettazione di futuro, di relazioni umane, intime, anche di natalità, di mettere al mondo dei figli può mettere in campo. Cosa ne pensa allora delle politiche del lavoro cui il governo sta lavorando? Allora, noi abbiamo un problema qui in Italia indubbiamente significativo di lavoro, di incrocio domanda-offerta di lavoro, anche di flussi di persone che possono venire a lavorare qui in Italia. Dentro questo c'è anche un'altra cosa dove mi sono anche maggiormente cimentato, è la conciliazione di tempi di lavoro e di famiglia, e il tema che, ricordo, non è una tematica ad esclusivo appannaggio delle donne ma anche degli uomini, e il tema invece della carriera professionale delle nostre donne.
da marito, da padre, resto indignato che nel 2022 ancora una larga fetta di donne debba scegliere tra carriera professionale e lavoro, che non abbia una parità di retribuzione per i maschi con pari titolo, che ci siano ancora persone che firmano le dimissioni in bianco casomai avessero un figlio. Ecco, queste sono delle storture gravi e rilevanti che sono ingiuste, ma sono anche antistrategiche e antieconomiche per il futuro del Paese. Senta, vorrei tornare per un attimo all'indagine del Sole 24 Ore, che è veramente interessante sotto diversi punti di vista. Ho aperto ora la pagina dedicata agli anziani perché ecco, il punto che ci fa un po' cadere, precipitare nella classifica che per quanto riguarda la qualità della vita degli anziani invece ci posizionava piuttosto bene, è la parte legata all'assistenza domiciliare. Qui la provincia di Treviso, ma non solo, devo dire tutto il Veneto cade un po'. Quindi come dire, questo territorio che riesce ad accudire, dove poi si è investito su politiche di deospedalizzazione, perché giustamente l'età della vita si è allungata, ci sono tanti malati cronici, ma la cronicità viene curata potenzialmente e si spera nelle proprie case, non dentro gli ospedali. Manca questo legame, manca questa possibilità di cura. Dov'è l'anello debole? Cosa si può fare secondo lei? Questo è un altro tema molto significativo. Il fatto che viviamo molto più a lungo non ci dice che viviamo in perfetta salute fino a 100 anni. Ci sono dei casi, ma insomma non sempre è così. Noi dobbiamo fare in modo che la qualità della vita delle persone sia una qualità che rispetta la dignità delle persone e che permette a queste persone anche di essere sempre maggiormente attive in una dinamica generativa con la comunità. Per far questo limitare l'ospedalizzazione è una scelta strategica, è una scelta anche economicamente, da quello che ho visto io, con dei risvolti vantaggiosi, che comunque mantiene un protagonismo della cura in carico alle famiglie d'origine. Su questo quindi la strada da percorrere è chiara, vanno fatti investimenti e bisogna lavorare soprattutto sulla salute territoriale in modo evidente. Per far questo cosa serve? Non serve solo l'istituzione, ma serve un'alleanza stretta tra istituzione, terzo settore, volontariato e le stesse famiglie. Una delle peculiarità del nostro Veneto era quello di aver legato, tenuto bene insieme il sanitario e il sociale, il sociosanitario, addirittura con un assessorato comune. Sono riusciti secondo lei nell'obiettivo? Questa è una sfida grande. Io penso che l'idea originaria sia un'idea buona e un'idea che va tenuta, anche perché il concetto di salute, insomma, che ci racconta anche l'OMS è onnicomprensivo, insomma, riguarda anche lo stato di benessere generale e completo di una persona. In questo senso noi abbiamo questo obbligo, le condizioni sono mutate rispetto a 20-30 anni fa, però la necessità di tenere questa rotta è assolutamente prioritaria. È un patrimonio della nostra storia che va coltivato, va tenuto vivo e va rigenerato secondo le dinamiche del nostro tempo, quindi non possiamo perderlo assolutamente. Allora, tra pochissimo, tra l'altro, le facciamo vedere un servizio che proprio la redazione di Treviso ha preparato, legato all'emergenza abitativa, con le dichiarazioni delle SUNIA di Treviso, emergenza abitativa che rischia di esplodere. Mi dicono essere pronto, allora lo guardiamo insieme. Parlare di emergenza oramai per quanto riguarda il comparto casa è dal punto di vista proprio dell'ettimo della parola non corretto. Purtroppo la situazione è diventata esplosiva, non più emergenziale. Una bomba sociale, l'emergenza abitativa che con la pandemia prima e la crisi ora rischia di esplodere in tutta la sua gravità. In Italia, ma anche nel ricco nord-est, dove 2 persone su 3 hanno l'immobile di proprietà, la casa appunto è ormai un bisogno cronicamente non tutelato. Aumento delle spese, rincari delle materie prime, caro bollette, elementi di una tempesta perfetta che rischia di travolgere quelle famiglie in condizioni precarie, ma che finora erano riuscite a far fronte alle normali spese come affitti o mutui. Queste famiglie si trovano ora a dover scegliere tra pagare la bolletta
pagare l'affitto o il mutuo o, ad esempio, poter andare a lavorare e fare il pieno della macchina o dare da mangiare ai figli. In provincia di Treviso sono 4.800 gli alloggi popolari, di questi circa un 10% è al momento sfitto. Una volta riconsegnati agli enti gestori, questi immobili hanno bisogno di interventi di manutenzione, spesso anche onerosi, spiega Gava. Purtroppo la risposta negli ultimi tempi, negli ultimi anni dagli enti è: non abbiamo denaro, e quindi la carenza di abitazione nel territorio trevigiano è cronica, è una necessità che sta diventando veramente principale e che va naturalmente ad interessare sempre di più le classi, le situazioni di famiglie che sono meno agiate. Da tempo sostengo, aggiunge Alessandra Gava, che i proprietari diventano protagonisti del welfare. Per questo una politica abitativa deve dare risposte alle famiglie che necessitano di un immobile, ma anche a chi ne possiede uno. Dal momento che si accollano mesi, se non anni, di mancati pagamento di affitto e di spese di condominio, ed arrivano a dare lo sfratto ai propri inquilini soltanto quando effettivamente, appunto, le tasse da pagare e le spese anche per loro diventano insostenibili. Qui ovviamente Bordignon tocchiamo un altro tema, il tema dell'emergenza abitativa, ma anche della lotta alla povertà, che è un altro dei fronti su cui si sta lavorando. Anche il Comune di Treviso con l'assessore Tessarolo, insomma, si è impegnato molto su questo. Sì, c'è una condizione che stiamo osservando a livello locale e anche a livello nazionale, dove le famiglie e le persone in uno stato di equilibrio economico stanno scivolando in un terreno di vulnerabilità e di fragilità. I motivi sono numerosi, penso insomma tutti abbiano approfondito e letto come il livello dei redditi da lavoro in Italia non sia cresciuto come nel resto dell'Europa, come ultimamente la crisi da Covid abbia messo alla prova le finanze di alcune famiglie, come il problema della guerra in Ucraina e quindi di tutta la questione della globalizzazione metta anche a repentaglio le economie domestiche delle famiglie. Questo però ci mette all'attenzione che i costi di mantenimento base necessari per le famiglie stanno sempre più incrementando e andando a erodere la parte di reddito disponibile per altre cose, per investimenti, per formazione, per cultura. La cosa indubbia è che ci sono delle storture. Io penso, sono insomma un interessato di politiche sociali e politiche familiari, penso alla grandissima stortura per esempio dell'ISEE, che viene utilizzato per l'erogazione di servizi o trasferimenti economici, che per esempio mette molto spesso, anzi mette per obbligo di legge anche il valore patrimoniale. Io mi domando, queste persone che fanno fatica a pagare gli affitti, o per le persone, scusate, che fanno fatica a pagare le bollette, se hanno una ricchezza in quel patrimonio o se diventa un problema, un rischio. E mi domando altrettanto se qualcuno di noi è in grado di vendere la casa in 4,48 se ha problemi economici. Ci sono delle strutture anche a livello di sistema che vanno risolte rapidamente. Allora, Bordignon, in chiusura non posso non farle questa domanda perché, scusatemi, il suo nome è emerso in una sorta di rosa di nomi papabili per le, qui parliamo di politica, attenzione, per le primarie che dovrebbero esserci a Treviso, diciamo ad ottobre, che è diciamo, l'atto primario della conquista a Casugana 2023. Quindi stiamo parlando delle elezioni del sindaco di Treviso del 2023, dove appunto Mario Conte ha già chiarito che si ripresenterà, e quindi il Partito Democratico sta cercando un nome forte e condiviso. Se questo nome non ci fosse, ovviamente come usa fare il Partito Democratico, ci sono le primarie, il suo nome è emerso in una rosa di 4 nomi. Ci conferma le sue intenzioni di correre potenzialmente per la conquista del Comune di Treviso? Ieri, quando mi è stata fatta questa domanda, è stata una sorpresa per me, nel senso che sì, non avevo avuto nessun tipo di richiesta. Sono onorato perché amo la mia città, amo anche tutti quelli che si impegnano nella cura politica, insomma ho tanti rapporti con tanti sindaci, assessori e consiglieri comunali e stimo il loro lavoro. Il mio spazio di impegno civico è proprio quello dell'associazionismo, è la mia storia, vengo da questo, sono impegnato in questo ambito sia a livello territoriale con progetti di cui ho la responsabilità,
responsabilità sia a livello regionale e nazionale, quindi è una voce che mi sento insomma di escludere e auguro insomma a tutti quelli che si metteranno a disposizione del bene comune un successo e una capacità di lavorare con schiettezza, con generosità e con lungimiranza. Grazie Adriano Bordignon, direttore del Centro della Famiglia e alla guida del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto. Grazie davvero. Grazie. Noi andiamo in pubblicità. Prima di tornare a parlare di politica conosceremo sindaci eletti con quest'ultima tornata elettorale, prima però le previsioni del tempo. A tra poco. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. Sempre alta pressione africana, condizioni sostanzialmente stabili, salvo in montagna, e caldo afoso. Vediamo il dettaglio di venerdì 17 giugno. Sul Veneto tanto sole, cielo in genere poco nuvoloso. Nelle ore più calde della giornata possibile formazione di qualche temporale di calore sui rilievi. Non si esclude a seguire anche sulle zone adiacenti e fin verso le pianure. Temperature minime tra 16 e 24 gradi, massime comprese invece tra i 29 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato, cielo sereno o velato, senza piogge. Sulla costa la brezza manterrà l'aria un po' più fresca. Temperature minime tra 18 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 31 e 33 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove dominerà il sole, qualche nube alta ma innocua. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 32-34 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Ben ritrovati, buongiorno, siamo in diretta come sempre, ovviamente lo saremo fino alle 14:30. Avete visto la nostra pagina dedicata all'indagine del Sole 24 Ore, la qualità della vita nella Marca trevigiana, quali sono gli indicatori, che cosa ci porta ai primi posti in classifica e che cosa invece ci fa piombare agli ultimi posti in classifica. Abbiamo capito che per alcune cose la Marca trevigiana non è ancora un posto per i giovani. Poi abbiamo avuto un piccolo confronto politico tra Lega e Fratelli d'Italia per capire, alla luce anche delle scelte che abbiamo visto nelle elezioni di Jesolo e di Verona, questa alleanza del centrodestra che quando non funziona porta ovviamente a delle divisioni e quindi anche ai ballottaggi che seguiremo noi ovviamente il 26 di giugno. Ora spazio ai sindaci, nuovi sindaci eletti che tanto nuovi in realtà non sono, perché si tratta di nostre vecchie conoscenze. Partiamo subito con Trevignano. Franco Bonesso, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora sindaco, in realtà lei ha una storia politica incredibile, perché è già stato per diversi anni, 10, alla guida di Trevignano, poi ha fatto l'assessore e ora torna alla guida del comune, quindi davvero anche da parte dei cittadini una scelta all'insegna della continuità. Che cosa ha premiato e che cosa l'ha spinta a ricandidarsi? Intanto c'è da dire che c'è una perdita di vocazioni a fare il sindaco. Questo è dovuto agli enormi problemi che ci sono nei comuni, quindi difficilmente persone nuove si avvicinano e hanno voglia di cimentarsi in questa bellissima esperienza. Poi il fatto che la figura del sindaco non sia sufficientemente tutelata, adesso sotto le pressioni dell'ANCI qualcosa si sta muovendo, però insomma le situazioni che si sono create a Torino con gli incidenti in cui hanno condannato il sindaco e tante altre questioni allontanano sicuramente molte persone dalla voglia di mettersi in gioco.
E poi c'è un po' la disaffezione generalizzata rispetto al bene comune e mettersi in gioco nell'amministrare il bene comune. È interessante quello che lei ci sta dicendo, perché racconta appunto della difficoltà davvero di fare il primo cittadino. L'abbiamo visto in questi 2 anni di Covid, come quante responsabilità e il livello di punto di riferimento che era diventato il sindaco per la propria comunità. Oggi lei ci sta dicendo che tutto questo spesso non viene riconosciuto, e non stiamo parlando ovviamente di economia, ma stiamo parlando proprio insomma, di quanto lo Stato poi alla fine ha un riferimento nei sindaci. Sì, ma guarda, Ci dà qualche esempio? Da dove le vede lei queste cose, queste grandi difficoltà? No, ma allora, intanto la politica viene vista come un qualcosa di lontano, distante, sporco e un cittadino quando si mette in gioco ha passato la sponda, no? Perché il giorno dopo, ma voi politici, no? Come fosse un qualcosa di distante o di diverso. E poi oggettivamente è diventato tutto molto complicato, cioè io ho assistito all'evoluzione degli ultimi 25 anni e la figura del sindaco è diventata più importante per certi versi, però dall'altra ha veramente le mani legate. Oggi il bilancio è ingessato, ci sono molte meno risorse di una volta, non si può fare quello che si voleva, come ammesso che una volta si potesse fare, però era molto più semplice. Poi abbiamo parlato per tanti anni di autonomia, ma io vi assicuro che 20 anni fa il mio comune era molto più autonomo di quello che è oggi. Oggi dipendiamo troppo da Roma, non abbiamo la possibilità di gestire le entrate. I lavori che vengono fatti giustamente su bandi pubblici, quindi bisogna partecipare con i progetti, i soldi anche arrivano, ma c'è una difficoltà poi nel rendicontare, nel dover rendere conto dai soldi che ti arrivano da un'altra parte e non quelli che hai chiesto tu e a cui dovevi solo rendere conto ai cittadini, quindi devi rendere conto a tutti i livelli sovraordinati e c'è una mole di lavoro in più amministrativo per poter fare le stesse cose che 20 anni fa si facevano con molta meno fatica. Tra l'altro Trevignano è un comune virtuoso, lo è sempre stato. Sicuramente. Allora, diciamo che in provincia di Treviso non è che non ci siano comuni virtuosi, ovviamente sono amministrati bene anche perché i trevigiani sono oculati, i trevignanesi in modo particolare. Io credo che sicuramente Trevignano è uno dei comuni con la minore tassazione locale, con il continuo ordine, con poco personale purtroppo, perché le restrizioni a cui siamo stati soggetti negli anni scorsi non hanno impedito di ripristinare la pianta organica e poi indipendentemente da tutto noi viviamo molto bene, la qualità dei servizi ancorché effettuati con collaborazioni sovracomunali sono di assoluta eccellenza, in modo particolare Quali sono diciamo, i settori in cui lei lamenta carenza di personale? Dove avrebbe bisogno di una mano in più? Ma in tutti i comuni c'è carenza di personale. Gli adempimenti da fare sono aumentati in maniera incredibile, esponenziale come dicevo prima, però siamo sotto organico in tutto, nei servizi sociali, anche nel demografico. Non parliamo della polizia locale, noi abbiamo delle leggi regionali che prevedono un agente ogni 1000 abitanti, Trevignano dovrebbe averne 10 e io ne ho solo 3, ma non è solo, non riuscirei mai a coprire questo gap, perché non avrei neanche le risorse per pagare i 7 agenti in più, quindi il comune è sempre il terminale di tutte le questioni, no? Il mondo va male, poi facciamo le elezioni amministrative e sembra che la colpa sia solo del sindaco che non ha fatto, quando invece se andiamo a vedere i risultati, le questioni eccetera, l'astensionismo c'è stato a Trevignano come in tutti gli altri comuni d'Italia, no? La gente è scoraggiata, ha paura che sente che col proprio voto non può
non può cambiare le cose e quindi c'è questa disaffezione ed è un problema probabilmente anche di cittadinanza. Noi in questi anni stiamo assistendo al fatto che il cittadino non si sente più cittadino, si sente utente di servizi e tratta anche a volte le istituzioni come tratta un gestore di servizi. Invece la cittadinanza è un qualcosa in più dell'abitare nel posto dove si abita, è sentirsi parte di una comunità e di fare di tutto per star bene in questa comunità, quindi la socializzazione, il partecipare, anche l'andare a votare è uno di questi. Bisogna far sì che a tutti i livelli, non solo quello comunale, perché è quello che probabilmente è più vicino alla gente e che alla fine soffre di più, si faccia in modo di avvicinare la gente alle istituzioni. A questo proposito devo dire che il Comune di Trevignano si è impegnato molto soprattutto per andare incontro ai giovani in questi anni. Ecco, questo scoramento, questo atteggiamento lei lo vede anche nei giovani di oggi? Lei che insomma ha alle spalle oltre 20 anni di politica e che quindi è stato sindaco tanto tempo fa, la vede questa differenza, anche questo un po' scoramento delle nuove generazioni? Sì, è generalizzato e poi dobbiamo tener conto che 2 anni come questi, che credo non siano mai stati vissuti se non in periodo di guerra, hanno generato tutta una serie di problemi, soprattutto con i più giovani. Noi negli scorsi mandati abbiamo investito molto sui giovani, abbiamo fatto tantissimi progetti, li abbiamo coinvolti, abbiamo cercato di coinvolgerli, abbiamo vinto anche un bando in cui in questi 2 anni avremo anche 63.000 euro aggiuntivi per poter fare dei progetti con loro, ce la metteremo tutta. È chiaro che Trevignano da solo non può far niente, non è il sindaco più bravo o meno bravo, è chiaro che gli amministratori locali fanno la differenza su tante cose, però credo che bisogna interrogarsi, come bisogna interrogarsi a livello italiano sul problema cogente che è la denatalità. Noi ci troveremo in una situazione veramente complicata. Nella mia vita ho fatto anche vicepresidente e l'assessore provinciale alla pubblica istruzione, mi sono occupato delle scuole della provincia e credo mentre 10 anni fa avevamo il problema che non sapevamo dove mettere i ragazzi, fra qualche anno avremo scuole che dovremo chiudere, insomma, sia a livello comunale ma a tutti i livelli, e questo è preoccupante per una nazione che deve progredire. Grazie a Sindaco di Trevignano. Se ha piacere resti collegato perché facciamo un passaggio sugli stessi identici temi anche su 2 suoi colleghi che hanno vissuto a livello politico un po' la sua stessa storia. Maria Rosa Barazza, Sindaco di Cappella Maggiore, e Stefano Bosa, Sindaco di Resana. Parto da lei. Buongiorno, grazie per essersi collegata con noi. Anche per lei una storia politica importante che ora la vede nuovamente alla guida di Cappella Maggiore. Le chiedo di commentare quello che ha detto il suo collega di Trevignano. Oggi in pochi vogliono fare il sindaco, è una sfida molto difficile, abbiamo molta meno autonomia oggi di quanta ne avessimo 10 anni fa, 20 anni fa. È vero? È vero, perché è anche stata la mia esperienza. Io ho iniziato quel primo mandato nel 2007 e quindi ho lo specchio un po', ho l'esperienza di questi ultimi 15 anni che dimostrano proprio questo. Sono calate, sono diminuite le risorse umane, cioè il personale, le politiche sul personale, i tagli alla spesa del personale degli ultimi 15 anni sono stati devastanti e adesso vediamo gli effetti purtroppo negativi. Prima chiedevo in quali settori, soprattutto la polizia locale, uno per tutti, ma non solo la polizia locale, anche gli uffici tecnici, anche i servizi sociali, tutti, e se non abbiamo il personale non possiamo neanche erogare benefici. E quindi questo è sicuramente uno degli effetti. Poi diceva l'autonomia, anche quella sì, il fatto che siano stati fatti questi tagli lineari poi negli anni al personale senza distinguere tra chi aveva effettivamente bisogno di questi tagli e chi invece aveva già fatto le proprie razionalizzazioni, ha portato
e conduce a quell'altro discorso, cioè alla diminuzione di autonomia. Come si toglie l'autonomia? Non solo togliendo la possibilità di avere imposizione propria, cioè tasse proprie. Se noi potessimo avere le nostre tasse e su quelle giocarci la nostra attività amministrativa e dare ai nostri cittadini servizi, saremmo a posto. In realtà siamo tornati ad una finanza derivata, cioè i soldi che via via. Allora, questo unito al fatto che poi ci sono stati tutta una serie di tagli al personale e limiti alla spesa sul personale ha svuotato l'autonomia degli enti locali. Questo in concreto è avvenuto e quindi concordo perfettamente sulla lettura che ha dato Franco Bonesso. Senta, che campagna è stata per lei questa campagna elettorale e da dove partire ora con Cappella Maggiore? Ma è stata una campagna elettorale comunque molto combattuta, perché io ho fatto appunto 10 anni sindaco, 5 anni di vice sindaco, quindi c'era anche, diciamo, dall'altra parte una forte istanza di cambiamento. Quindi la mia campagna elettorale è stata basata sul fatto di comunque mettere in campo tutto quello che era stato fatto, l'esperienza, le competenze e sull'affidabilità. C'è ovviamente moltissimo da fare e soprattutto c'è la speranza che queste risorse di cui tanto si parla, del PNRR, dei bandi, dei fondi europei, possano veramente arrivare ai nostri comuni, anche a quelli più piccoli come il mio, perché questi soldi faranno la differenza. Questa è un'opportunità storica che non ha precedenti e quindi credo che da qui si debba iniziare o continuare nel mio caso, cioè nel cercare di essere il più bravi possibili a portarsi a casa maggiori fondi per cercare di fare quello che nell'ordinario non era possibile, soprattutto per i paesi più piccoli, per i comuni più piccoli. Quindi lei dice questa è la sfida che oggi attende i primi cittadini, visto che è stata messa a disposizione questo malloppo di risorse enorme. La sfida oggi del primo cittadino è quella di accaparrarsi, portare a casa per il proprio comune quanto più possibile. Ed è una a quegli altri aspetti di cui abbiamo parlato prima, perché il fatto di avere poco personale e un personale che è anche mediamente molto anziano, tra virgolette, cioè il fatto di aver tagliato sul personale negli ultimi anni ha provocato anche l'invecchiamento medio delle persone e quindi anche rispetto alle competenze, magari sul digitale, su altri aspetti che oggi sono più che mai necessari, e questo ci limita adesso anche in questa azione, per cui paradossalmente partiamo anche con qualche difficoltà in più anche su questa ricerca, diciamo, di fondi che adesso ci si apre davanti. Chiedo la stessa cosa anche a Bosa. Buongiorno, sindaco di Resana. Anche per lei è stata una conferma. Che effetto le fa sentire queste parole dei suoi colleghi che si ritrovano un po' a raccontare di un'amministrazione forse più difficile adesso rispetto a un po' di anni fa e questa grande opportunità che è assolutamente da cogliere? Innanzitutto un saluto ai colleghi Franco e Maria Rosa e bentornati. E vorrei sottolineare un fatto che ha detto prima il sindaco di Cappella Maggiore sul personale. I tagli che sono stati nel passato stanno penalizzando parecchio gli attuali amministratori, perché qualche anno fa abbiamo bloccato le assunzioni, adesso ci ritroviamo con personale ormai pronto per andare in pensione, personale sempre ridotto, e anche se abbiamo magari delle risorse economiche per cercare di fare qualcosa siamo in difficoltà, l'aveva detto prima i colleghi, cioè la difficoltà maggiore è proprio quella di avere personale che ormai è arrivato alla fine della propria carriera. Ad esempio nel mio caso, il mio comune, nei prossimi 5 anni ci saranno altri 4-5 pensionamenti su un personale di 20 unità, quindi sono parecchi. Non nascondo il fatto che anche recentemente ho dovuto quasi supplicare un dipendente: aspetta prima di andare in pensione, e quindi finché non troverò il sostituto. Cioè c'è una grossa difficoltà nel personale. Piccoli comuni in particolare, magari chi ha comune più grande ha più appeal, quindi riesce anche a recuperare risorse umane un po' diverse. Per noi deve avere la sfida dei prossimi anni sarà cercare di rinnovare il personale, ma con le regole attuali qualcosa si può fare. Bisogna capire anche se il posto pubblico è ancora appetibile. Ma ci sono candidati, perché poi questa è la domanda. Brava, questo è quello che mi pare sta accadendo ultimamente, che il posto pubblico, il lavoro
statale dei comuni diventa un po' meno appetibile rispetto al privato. Forse dovremmo anche incentivare di più, premiare di più chi si prende le responsabilità, chi ha voglia di fare, e purtroppo nel pubblico è un po' più difficile rispetto al privato. Quindi il caso anche del mio comune, la scorsa amministrazione, avevo trovato un bravissimo tecnico, solo che un giorno è venuto là, ha detto: guarda che nel privato io guadagno il doppio, quindi cosa puoi dirgli? Ma come succede in ospedale purtroppo, perché questa è la denuncia che abbiamo raccolto anche noi, insomma, in questi giorni dallo stesso Benazzi, insomma, direttore generale dell'ULSS 2. Senta, e per quanto riguarda i giovani, prima con Trevignano abbiamo un po' appurato quanto la precedente amministrazione si sia fatto, e anche con questa vittoria di questo bando per poter attrarre i giovani e quindi in qualche modo distoglierli da questo fenomeno dilagante delle baby gang. C'è stato un incontro in prefettura a Treviso su questo tema proprio alcuni giorni fa. Un comune come Resana che cosa può fare? Beh, io l'ho detto anche nei giorni scorsi, noi dobbiamo ritornare a quello che avevamo fatto prima della pandemia. Noi ci siamo messi in testa subito di organizzare incontri, abbiamo incontri tra imprenditori e giovani, tra giovani e giovani, tra giovani e docenti universitari, tra giovani e anche personaggi della politica, dello spettacolo, parlare un po' di tutto, cioè cercare di coinvolgere le iniziative. È chiaro che avendo a disposizione risorse si può fare qualcosa di più, l'importante è tornare a incentivarli a partecipare alla vita sociale del comune. Noi l'abbiamo fatto attraverso mezzi propri, li chiamo così, nel senso le associazioni, i gruppi che già sono presenti nel territorio comunale, e sperando che questa pandemia vada un po' a scemare, speriamo di recuperare, di ritornare a fare aggregazione, incontri, formazione, educazione di ragazzi, e quindi sperare di incentivarli a partecipare anche alla vita sociale, alla vita pubblica del nostro comune. Questo secondo me è la direzione in cui dobbiamo andare. Com'è stata la sua campagna elettorale? Una campagna elettorale normale, cioè, ne ho viste cioè, da quanto ho sentito anche di peggio, quindi ho avuto due contendenti. Un commento insomma poi a questa sua vittoria, questa sua riconferma, insomma i cittadini l'hanno scelta con un grosso numero di preferenze. Sì. Da questo punto di vista sono anche un po' preoccupato, nel senso che ho una responsabilità ancora maggiore, perché ho una percentuale così alta di preferenze e non l'avrei mai immaginato. Sì, sapevo che potevo il sindaco uscente, poteva avere un bel consenso, però la preoccupazione è dire ok, comunque mi metto al giudizio dei cittadini, cioè sono al giudizio dei cittadini, quindi io avevo detto è un referendum, ho fatto bene o male, se ho fatto bene vi votate, se ho fatto male ho votato gli altri candidati, alla fine ha vinto il sì, ho fatto bene. Grazie, torniamo tra pochissimo da lei perché voglio fare un ultimo passaggio con Bonesso, in qualche modo anche per voi l'amministrazione, ma insomma il suo operato è stato premiato dai suoi cittadini. Ho visto che come squadra qual è la sua, cioè come sta lavorando, quali sono le sue intenzioni? Sì, sono da lei, per la sua squadra, sindaco. Sì, adesso stiamo risistemando, guardando, parlandoci per capire le disponibilità e il tempo, perché per fare l'assessore ci vuole tempo, e penso che la prossima settimana, fine della prossima settimana, vareremo la giunta. Anche in questo caso la questione è il tempo, la disponibilità, come lei diceva all'inizio, insomma fare il sindaco non è cosa da tutti, non tutti lo vogliono fare, quindi anche fare l'assessore è un impegno non da poco. Sì, anche perché ci saranno tante cose da fare. Adesso tutti si riempiono, giustamente anch'io, la bocca, PNRR, bandi, eccetera. Questo vuol dire che dobbiamo spendere bene queste risorse vanno recuperate e soprattutto vanno rendicontate, quindi il lavoro che dovrà fare la nuova giunta, ma tutte le giunte, è un lavoro extra, perciò va ponderato tutto bene. Comunque abbiamo varato un'ottima squadra con tanti talenti, tante professionalità, e saranno tutte valorizzate. Feltrin vice sindaco? Feltrin vice sindaco?
No, Feltrin lo ha detto che sta pensando al suo cuore e quindi fisico. Ruggero veramente ha dato il massimo per la propria comunità, ha detto che lui c'è, si impegna, ma vuole ritrovare un po' di tempo. Quindi... Anche per sé, giustamente. Grazie Franco. E se lo merita tutto per la grande mole di lavoro che ha fatto in questi anni. Grazie Sindaco, grazie di cuore. Rivolgo la stessa domanda anche al Sindaco di Cappellamaggiore, la sua squadra. La squadra è una squadra completamente nuova, insieme al sindaco uscente che sarà con me, c'è una squadra appunto giovane e anche insomma meno giovane, ma completamente nuova, ricca di competenze, di esperienze che arrivano da diversi mondi, dal volontariato ma anche da esperienze professionali qualificanti, quindi ho delle persone veramente in gamba che metterò al lavoro da subito e la loro energia, i loro stimoli, le loro idee credo che siano veramente un qualcosa in più che insieme magari alla mia esperienza e alla mia affidabilità possono costituire poi diciamo quel di più che aiuterà a raggiungere anche gli obiettivi che siamo previsti nel nostro programma elettorale. Grazie a Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappellamaggiore, grazie, e Stefano Bosa, tocca a lei chiudere questa trilogia. La stessa domanda sulla sua squadra, volti vecchi, volti nuovi, qualche anticipazione? Diciamo che l'avevo già promesso in campagna elettorale, gran parte la squadra praticamente si è confermata in toto rispetto all'amministrazione precedente, quindi difficilmente ci saranno cambiamenti, però lasciamo un po' di suspense, i prossimi giorni vediamo se ho qualche sorpresa. Senta, in chiusura, è vero che sono sempre meno le persone che vogliono fare il sindaco? Riprendo un po', perché mi ha un po' colpito quello che ha detto il suo collega di Trevignano. Sì, purtroppo sì, responsabilità sono tante, le soddisfazioni ci sono, però sono poche in confronto a quelle che sono le responsabilità, l'impegno, quindi dico io deve essere una missione, o uno ce l'ha dentro questo spirito di servizio rispetto alla comunità o altrimenti lasciate perdere, non è sicuramente un ruolo per far carriera, far soldi, far cos'altro, cioè, o hai la passione per il tuo comune, voglia di fare, di mettersi a disposizione degli altri per il bene comune, altrimenti diventa veramente un'impresa ardua, e quindi ecco perché tanti ci pensano bene prima di scegliere una professione, diciamo un ruolo come quello del sindaco, soprattutto nei piccoli comuni. Quasi quasi mi verrebbe a dire è più semplice farlo nelle grandi città, almeno c'è un'organizzazione, c'è una macchina amministrativa che funziona, c'è il personale, c'è qualcos'altro, magari anche lì fai una carriera politica ben diversa da quella che è invece del piccolo comune in cui praticamente 24 ore su 24 fai il sindaco. Non posso fare altro che augurarvi in bocca al lupo, davvero. Comunque congratulazioni per la vostra rielezione. Grazie a Stefano Bosa, sindaco di Resana, Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappellamaggiore, e Franco Bonesso, sindaco di Trevignano. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Allora arrivederci. Allora noi adesso in chiusura dedichiamo un'ultima mezz'ora ad intervistare Bernardo Bernardini, la sua Road to Rome. Siamo alla quarta impresa, perché di fatto di impresa si tratta. Da Treviso a Roma partirà domani, tra pochissimo ci collegheremo con lui. Intanto pochi secondi di pubblicità. Buongiorno nuovamente, ben ritrovati. In attesa di collegarci con Bernardo Bernardini vi facciamo ascoltare qualche notizia di cronaca che riguarda la nostra regione. La prima ci porta a Baone, siamo nel Padovano, nella notte un'auto è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le immagini. Operazione di soccorso dei Vigili del Fuoco in via Croci a Baone la notte scorsa alle 23 circa. Infatti un fuoristrada è finito nel canale di scolo dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, che è rimasto ferito. I pompieri, giunti da Este, hanno messo in sicurezza l'automobile ed estratto il conducente, che poi è stato affidato al personale sanitario del SUEM 118 per essere trasferito in ospedale.
sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro. Sempre nel Padovano, sequestrati oltre 14.000 prodotti contraffatti non sicuri tra capi di abbigliamento e orologi da parte della Guardia di Finanza. I Baschi Verdi hanno scovato un negozio in provincia di Padova che si pubblicizzava su internet proponendo magliette firmate a prezzi competitivi. Questo li ha spinti ad approfondire e sequestrare un primo lotto di magliette. Dai documenti è emerso che il fornitore del negozio risiedeva a Salerno e smerciava merce contraffatta. È stato effettuato dunque un ulteriore sequestro di merce. Le Fiamme Gialle hanno individuato un soggetto di origini senegalesi che smerciava orologi di noti brand di lusso ad un prezzo che si aggirava intorno ad alcune centinaia di euro. Andiamo avanti perché continua purtroppo a correre il numero dei casi Covid nella nostra regione. Il Covid ha nuovamente ripreso la sua corsa nonostante l'estate ormai sia inoltrata e si pensava che con le alte temperature il virus in qualche modo, come è accaduto lo scorso anno, sarebbe sparito. Sono oltre 3.000 i casi nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore e ci sono 3 decessi. Da ieri le mascherine tra l'altro sono state tolte nei cinema e nei teatri. Noi siamo stati all'Edera, la storica Edera, una sala di Treviso, per capire, parlare con la titolare che cosa ne pensa di questa decisione del governo. Molti la toglieranno perché è facoltativo l'uso. Ma immagino che molti lo toglieranno perché già abbiamo assistito a segnali di insofferenza. Dopo più di 2 anni il ritorno alla normalità per le sale cinematografiche, così come per i teatri, sembra compiuto, e così dopo l'abbandono del Green Pass il 1 maggio scorso, da oggi si salutano anche le mascherine, sia le FFP2 che chirurgiche, dispositivi che però restano su mezzi di trasporto, RSA e strutture sanitarie. La stessa curva epidemiologica infatti conferma come il virus non sia sparito, anzi in questi giorni i bollettini registrano un balzo nei contagi con i vaccini che sembrano originare ancora le conseguenze più gravi. Per Sandro Fantoni, titolare dello storico cinema Edera a Treviso, è il momento di cambiare pagina e di fare chiarezza sulla salubrità dei luoghi al chiuso. Di timore ne è stato diffuso molto, è stata fatta molta propaganda anche avversa ai nostri locali, perché si parla di locali al chiuso in maniera così come se al chiuso ci fossero ambienti malsani. Ci tengo a precisare che abbiamo sanificatori d'aria negli ambienti e abbiamo i filtri, per cui posso garantire che l'aria che si respira in sala è molto migliore di quella che si respira fuori. Alle spalle 2 anni di continui stop and go, adesso si guarda al futuro con una certa fiducia. Io sono stato anche all'estero e la cosa è superata. Poi se in Italia è rimasto qua il Covid perché gli piace venire in vacanza qua, allora è probabile che sia così. Restiamo in tema di mascherine, questa volta andiamo a scuola, anche qui il governo per gli studenti che affronteranno gli esami di maturità e terza media, la mascherina è soltanto raccomandata. E io mi aspettavo questa iniziativa, anzi forse potevano effettivamente arrivarci un po' prima. Noi a scuola abbiamo già fatto la comunicazione a tutti i partecipanti all'esame di maturità che prevedeva l'obbligo della mascherina. Adesso scriveremo invece che è fortemente raccomandata e conto che almeno gli studenti durante l'orale abbiano la possibilità di toglierla. Fortemente raccomandata ma non obbligatoria, questa è la formula che sembra trovare d'accordo il mondo della scuola in vista degli esami di maturità e terza media. Dopo giorni di indecisioni, passi indietro e fughe in avanti, il governo ha tracciato la strada. Certo, resta una discrezionalità da governare e molto dipenderà anche dagli spazi effettivamente a disposizione. Il preside del liceo artistico Munari di Vittorio Veneto va nel concreto. Il fortemente raccomandata ovviamente pone la questione anche su una specie di accordo tra le persone presenti, cioè sicuramente ci saranno situazioni in cui tutti per loro sensibilità decideranno di tenerle, situazioni in cui forse anche per le condizioni ambientali, per esempio nel mio liceo artistico c'è una grande possibilità di areare i locali, sono ambienti molto grandi, sicuramente questa mascherina verrà tolta pur essendo raccomandata. Un cambio di rotta alla fine del terzo anno scolastico segnato dal Covid, picchi di contagio e relative quarantene, tamponi in classe e regole non sempre chiarissime.
La massa di lavoro dedicata al Covid è stata enorme, in alcuni periodi praticamente quasi su 24 ore, perché anche durante la notte si verificava la posta elettronica per vedere se la mattina dopo certe classi potevano continuare a frequentare oppure no. E già si guarda il prossimo anno scolastico, stavolta con maggiore fiducia. Spero che si possa tornare a una normalità di comportamenti, pur in presenza di persone che continueranno a contagiarsi, immagino, però di trovare un pochino una normalità in questa emergenza che non è finita. E c'è un'altra emergenza, lo hanno raccontato le associazioni di categoria, gli artigiani, nello specifico il Superbonus 110 è bloccato, se non veniamo pagati si bloccano i lavori, le ditte saltano nella Marca trevigiana ancora da monetizzare almeno 400 milioni. Che fosse difficile da ottenere era cosa nota, ma adesso che è bloccato e i fondi sono stati prosciugati, il Superbonus 110 rischia di diventare un grosso problema per imprese edili e cittadini che l'avevano già richiesto. Il dramma è che non sappiamo nemmeno se cominciare a prendere altri lavori, perché in questo clima di incertezza si blocca tutto. Tra le materie prime che sono incrementate, ricordiamo che le imprese edili hanno assorbito tutti gli aumenti, perché molte volte ormai i preventivi erano già bloccati. Ci troviamo a dover pagare tutti i nostri salari, i salari dei nostri ragazzi che lavorano con noi da decine d'anni, e i fornitori che ci pressano perché siamo continuamente in ritardo. Fermiamo questo disastro, altrimenti il 50% delle ditte padovane salterà. Il dramma è soprattutto per quelle aziende che hanno già iniziato i lavori e li devono bloccare. Prima c'erano le frodi legate al 110, ma soprattutto al bonus facciate. Adesso abbiamo problemi di liquidità perché i lavori fatti non riusciamo ad incassarli. È un dramma se cominciamo a non pagare più i nostri operai, e soprattutto è un dramma se le aziende scompaiono. L'appello ai parlamentari che facciano pressing sul governo per sbloccare la situazione. Intanto anche le banche sono le prime a non concedere più crediti. Hanno completamente bloccato tutti quanti questi pagamenti. Adesso ci sono degli spiragli dal punto di vista dei privati. I privati stanno comprando adesso al 95-93% questi crediti, che ricordiamo a volte sono stati scontati con il 100, con il 105, quindi alla fine si sta creando anche una forma, non dico di speculazione, ma è molto simile. Quindi stiamo molto attenti a quello che sta succedendo, perché aziende molto liquide adesso hanno la necessità di comprare anche questi crediti, perché fanno gola a molti. Il sistema funziona, il fatto è che il governo deve dire andiamo avanti o non andiamo avanti con questo 110. Restiamo nel Padovano, a poco meno di una settimana dal voto. Giordani è già al lavoro per formare la nuova squadra. Per lui si profila anche la possibilità di diventare presidente della provincia. Dopo Palazzo Moroni potrebbero aprirsi anche le porte di Palazzo Santo Stefano, sede ufficiale della provincia di Padova, per il sindaco neoeletto Sergio Giordani. Una domanda che si rincorre nella città del Santo, dove a Fabio Bui, ormai ex presidente ed ex sindaco, potrebbe succedere il primo cittadino di Padova, confermando una tendenza che accomunerebbe il capoluogo euganeo e le vicine Venezia, dove Luigi Brugnaro è presidente della città metropolitana, Treviso con Mario Conte in doppia veste presidente di ANCI Veneto, e Vicenza, dove Francesco Rucco guida città e provincia. Se la provincia potrebbe chiamare, dove il sindaco è sicuramente al lavoro, è nella formazione della giunta. La poltrona di vice sindaco non dovrebbe riservare sorprese. Andrea Michalizzi, star delle preferenze con i suoi 2.800 voti, l'ha conquistata sul campo. Quasi certa anche la riconferma di Andrea Colasio alla cultura. Del resto l'Urbs Picta gli è valsa 1.000 preferenze. Sul resto i giochi potrebbero essere aperti. Il Partito Democratico sembrerebbe reclamare un assessore in più, visto il consenso in città, con Antonio Bressa, che compare in tutte le schedine, ma l'Assemblea di Coalizione Civica, nonostante il risultato delle urne, chiederebbe 2 poltrone a fronte di 3 assessori uscenti. Dei 9 assessori nominati, 4 devono essere donne. Si riconfermeranno Francesca Benciolini, che con la sua lista Padova Insieme ha ottenuto 760 voti personali, e poi Cristina Piva, PD, Marta Nalin e Chiara Gallani, Coalizione Civica. Traballante la sedia della Gallani, forse più di quella di Marta Nalin,
che ha conquistato quasi 1000 preferenze, o è più traballante la sede dell'assessore alla mobilità Andrea Aragona. Movimenti anche in casa Lista Giordani, dove una poltrona sembra essere sicura per Diego Bonavina, ma potrebbero farsi largo volti nuovi come quello di Margherita Cera o del segretario provinciale di Azione Bruno Cacciavillani, senza fare i conti con un'altra record woman di preferenze nel PD come Margherita Colonnello, dove i giochi sembrerebbero fatti per la presidenza del Consiglio Comunale. Voci di Palazzo la assegnano ad Antonio Foresta. Le consultazioni continuano, l'orizzonte per avere conferme e ufficialità potrebbe essere la prossima settimana. Chiudiamo in qualche modo la pagina politica e, come vi avevo annunciato poco fa, ci colleghiamo con Bernardo Bernardini. Buongiorno Bernardo, grazie per esserti collegato con noi, socio fondatore della società For All. Ciao. Buongiorno, grazie. Allora, stai per partire, nuovo evento sportivo per il 4º anno consecutivo. Ricordiamo ai telespettatori che parti in una volata da Treviso per arrivare a Roma e con te per un evento sportivo altamente inclusivo porti anche alcuni ospiti per far capire come la stessa esperienza possa essere condivisa indipendentemente dalle difficoltà fisiche che uno può avere. Chi ci sarà con te quest'anno? Allora, con me quest'anno ci sarà Cristiano Carnevale, che è un ragazzo non vedente, e la sua guida Carlo Marchesi, e poi tanti altri, in realtà 8 persone, ciclisti, che vengono con noi e che faranno la strada appunto fino a Roma. Sono estremamente contento di questo risultato perché siamo riusciti ad andare oltre la chiusura del mondo della disabilità. Molto spesso appunto i disabili fanno attività solo tra di loro, un po' per timore, un po' per una comodità emotiva anche. Riuscire a condividere lo sport assieme ci permette di conoscere gli altri e di farci conoscere, andando oltre le diversità. È un po' un input. Questo poi è il principio dell'integrazione. Senti, ma com'è nata sostanzialmente questa idea? Ma l'idea è nata per gioco con Giusy Versace, l'onorevole Versace, perché con Andrea Vidotti e Roberto Zanlorenzi avevamo ideato un evento sportivo inclusivo che era un duathlon, perciò corsa bicicorsa, all'interno dell'aeroporto militare di Strana. E abbiamo coinvolto l'onorevole Giusy Versace più a livello semplicemente informativo. Lei ha detto che sarebbe venuta volentieri e io un po' così per gioco le ho detto: guarda, se vieni veramente ti porto l'invito in bici a Roma. Da questa battuta lei mi ha lanciato un'ulteriore sfida dicendomi: guarda, se vieni in bicicletta a Roma io ti faccio presentare l'evento all'interno del Parlamento. E così è stato, per cui siamo potuti entrare anche in sala stampa di Montecitorio e presentare l'evento. Tutto questo nel 2019. Esatto, avresti mai immaginato che in questi 4 anni, poi tra l'altro c'è stato anche il Covid di mezzo, da questa idea avrebbe potuto nascere una cosa così grande? Perché voglio ricordare che poi tu hai anche avviato una raccolta fondi, se non sbaglio questa volta per l'associazione Il Filo di Simo, quindi da dedicare a chi si occupa di sostenere chi soffre di depressione. Assolutamente, guarda, il Filo di Simo è perfettamente in linea con il claim di quest'anno, che è superare i pregiudizi che abbiamo nei confronti di noi stessi. Perché molto spesso il pregiudizio appunto ce l'abbiamo in primis nei confronti di noi stessi, no? Ed è il primo vincolo per riuscire a fare qualcosa di nuovo, per riuscire a superare gli ostacoli che ci si pongono davanti. Perciò lo sport, nel conoscersi e nel superare il pregiudizio che abbiamo nei confronti di noi, è uno strumento meraviglioso. Allora noi facciamo questa raccolta fondi a favore del Filo di Simo, perché diano la possibilità di far fare attività sportiva ai ragazzi che soffrono di depressione e che sono in cura presso gli psicologi. Questo come ulteriore aiuto
e proprio per andare a lavorare su quell'immagine che abbiamo di noi. In quel caso dire sì, è vero, soffro di depressione, ma riesco anche ad andare a correre. E così cominciare piano piano a sgretolare delle convinzioni che poi ci bloccano in delle situazioni estremamente difficili. Senti, Treviso è diventata capitale dello sport. Secondo te per la disabilità si fa abbastanza? Si può fare di più? Certo, si può sempre fare di più, però si potrebbe avere anche molto di meno. Direi che siamo un territorio assolutamente ricco di iniziative e dove ci sono molte opportunità per i disabili. Purtroppo questo sempre non è sufficiente, perché quello che va cambiata secondo me non sono tanto le opportunità che vengono date, ma la mentalità delle persone, dei disabili in primis, che vivono spesso una grossa controversia interiore, e questo ci porta, perché mi metto assolutamente all'interno di questo vissuto, tante volte a chiuderci, a tendere un po' a chiuderci, a isolarci e a non aprirci verso l'esterno. Per cui, nonostante magari viviamo in un territorio che ci dà molte opportunità, poi queste opportunità non vengono colte. Per cui secondo me il lavoro va fatto soprattutto nel sensibilizzare le coscienze di chi è vicino alle persone che vivono grosse difficoltà, nel cercare di supportarle ad utilizzare i servizi che già ci sono, e questo secondo me sarebbe già un grandissimo passo avanti. La cosa bella infatti è che rispetto a tante altre raccolte fondi, no, di imprese che si giocano in solitaria, la tua non è un'impresa in solitaria, parti e il tuo nome in qualche modo ha anche reso famosa questa Road to Rome, però con te ci sono altre persone e immagino che nel corso del cammino se ne potranno unire altrettante. Sì, è la nostra speranza, per quello che stiamo contattando i comuni lungo la strada, e per questo ringrazio anche il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio, perché ci si sta prodigando con tutto il suo team nel mettersi in contatto con altri comuni. E così è, abbiamo già stilato vari incontri lungo la strada appunto per parlare, perché parlare di disabilità aiuta a superare le difficoltà della disabilità. Allo stesso modo di come parlare di depressione aiuta già a mettersi in un mindset, in un'ottica diversa e più propositiva, appunto, che è già di aiuto a superare questo, cioè riconoscere una problematica è già molto d'aiuto per cominciare a lavorare su quella problematica. Senti, ma come ti sei allenato? Quanti chilometri sono? Ma quest'anno, allora teoricamente andare diretti a Roma sono più o meno 650 chilometri. Poi nel tempo la strada si è sempre allungata, perché il primo anno l'ho fatta diretta, il secondo anno l'ho cambiato, il secondo e il terzo anno ho cambiato percorso e erano diventati 780, quest'anno sono 980 più o meno, siamo sul migliaio. Ecco. Come ti sei preparato? 1000 chilometri. Come ti sei preparato? Guarda, un po' di allenamento c'è sempre, assolutamente. La grossa differenza, ti posso dire, lo fa la testa e l'alimentazione, e poi comunque una base di allenamento. Questo perché? Perché non è una gara, è una trasferta, diciamo. Facciamo sì 100 km al giorno, però non dobbiamo farli a chi arriva prima, per cui riusciamo a gestire le nostre forze, abbiamo le nostre pause e così. Non è comunque facile, perché sono 100 km al giorno per 10 giorni, con anche picchi di dislivello importanti, perché una giornata faremo 1800 metri di dislivello in 70 km, e qui non è sicuramente estremamente facile, però già l'esperienza passata, e poi per me il ciclismo è una passione, per cui una base ce l'ho sempre costante. La settimana scorsa comunque sono andato a fare un
tra virgolette uno stress test e abbiamo fatto il sella ronda in gruppo, è andato bene, per cui siamo sicuramente preparati a questa trasferta che ci aspetta nei prossimi giorni. Senti, allora un saluto ovviamente al tuo compagno Cristiano e allora per chi volesse venirti a salutare, partenza fissata per le ore? Allora, guarda, gli appuntamenti sono due. Uno, domani partiamo da Cortina e arriviamo a Ponzano verso le 18, per cui per chi è della zona di Ponzano, se ha voglia di venirci a salutare, domani sera verso le 18 in comune. E poi domenica mattina invece ci troviamo in Piazza dei Signori verso le 8:30 e verso le 9:30 partiamo da lì alla Volta di Rovigo. Allora ovviamente in bocca al lupo, buona corsa, noi cercheremo in qualche modo di esserci e poi attendiamo ovviamente racconti e immagini di questa bella avventura. In bocca al lupo davvero Bernardo, grazie. Grazie, siete sempre gentilissimi per lo spazio che ci dedicate. Davvero. Arrivederci, buon viaggio. Grazie a tutti, salve. Buon viaggio. Allora noi chiudiamo con un pensiero doveroso a Gianni Olivier di Longarone, un pezzo di storia che se ne va e a lui dedichiamo appunto quest'ultima parte. Il suo nome era Gianni Olivier e avrebbe compiuto 88 anni a luglio, ma per tutti era il maestro, testimone del Vaillant. Era perché ora non c'è più. Purtroppo la scomparsa del maestro Gianni è sicuramente una perdita importante, anche perché lui ha racchiuso la storia e soprattutto ha fatto tanta ricerca, ha recuperato i nomi di tutte le vittime, delle loro famiglie, ha fatto un grandissimo lavoro anche fotografico delle vecchie lapidi del cimitero di Fortonia. Devo dire che è un patrimonio inestimabile che però lui non ha tenuto per sé, ma ha donato alla comunità, e questo è sicuramente un altro dei suoi grandi valori. Olivier era la memoria storica della tragedia nella quale aveva perso 28 familiari, tra cui i genitori e il fratello, allora capitano della locale squadra di calcio, il cui corpo fu ritrovato solo mesi dopo. È stato maestro delle elementari, è stato il mio maestro dalla terza alla quinta elementare, quindi devo dire che da lui ho imparato tantissimo, ha cresciuto generazioni di giovani, è stato uno dei grandi protagonisti della ricostruzione di Longarone, della nostra comunità, anche dal punto di vista sociale. Poi ha creato il Circolo Fotografico Recalchi, ha dato un grandissimo contributo all'associazione Vaillant dei superstiti, e devo dire che la sua figura era un riferimento per tante persone. Questo è il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Alessandro Granziera, Mattia Pizzaia in regia. Il telegiornale torna questa sera a partire dalle 18:30. Intanto un buon proseguimento, arrivederci.